Ancora qualche informazione di servizio, siamo in diretta a Facebook e su Twitter potete utilizzare l'hashtag Sardinia Tourism C2A. Allora, siamo pronti per la sessione pomeridiana. L'intervento dei professori Vescovi e Pontigia, il professor Pontigia lo avremo in collegamento Skype, il professor Tiziano Vescovi invece è qui con noi. Sono entrambi professori dell'Università della Ca' Foscari e co-direttori del laboratorio di ricerca International Management to Asia, IMALAB, e quindi sono i maggiori esperti per quanto ci riguarda del mercato Cina. Siamo tutti orecchie. Prego. Bene, buon pomeriggio. Spero che non abbiate mangiato tanto quanto ho mangiato io, perché non so come andrà avanti. Probabilmente fra un'oretta chiederò una mezz'oretta di pausa. Sì. Ogni volta che vengo in Sardegna mangio troppo. Va bene. Che ci posso fare? Allora, sì. Bene, allora, questa mattina è stata molto interessante, sì, tutti e due gli interventi, ho imparato un mucchio di cose. Io non sono un esperto di turismo, quindi ve lo dico subito perché non aspettatevi da me questo. Insieme al collega Andrea Pontigia, che non so se mi sente in remoto. Andrea, rispondi se ci sei. No. Forse c'è, teniamo tutte le mani unite, non ancora, è ancora vivo e lotta insieme a noi e quindi eviterei questa cosa. Vabbè, intanto vi introduco un po' di cose. Allora, eccolo lì. Ti vediamo Andrea? No, ti vediamo in effigie. Eccomi. Beh, sei molto più bello in foto, Oh, eccolo. Mi sentite innanzitutto? Sì, perfetto, grazie. Tu vedi l'aula, no? Io vedo benissimo l'aula e ti vedo in forma. Grazie. Beh, no, poi ti dico cosa ho mangiato, per fortuna non ho bevuto. Allora, intanto in noi c'è un po' di imbarazzo, cioè c'è un paradosso. Veniamo da una città, Venezia, che fa demarketing del turismo, cioè sta cercando di ridurre il numero di turisti che la visitano, che è un po' l'opposto di quello che stiamo cercando di fare qui, cioè di aumentare il numero di turisti che arrivano. Sapete che Venezia è forse l'unico caso in Italia dove stiamo cercando di ridurre il numero di turisti, che è eccessivo. E d'altra parte, se voi pensate che in una città, parlo dell'isola, non del comune, diciamo, il comune ha 350.000 abitanti circa, ma l'isola ha 60.000 abitanti, arrivano 10 milioni di presenze l'anno, potete capire il disastro che questo significa, o comunque la difficoltà che questo porta. Ma porta anche ricchezza, porta anche altre cose ovviamente. Bene, questa è una cosa. Poi invece volevo raccontarvi brevemente, appunto, perché sono qui, perché siamo qui insieme al mio collega Andrea Pontigia, perché non siamo degli esperti di turismo, ma sono una decina d'anni che studiamo la Cina. E la studiamo dal punto di vista del management, delle attività di business e così via. E anche stiamo cercando di capire le diversità e le comunanze che questa società ha culturalmente con l'Occidente, per capire appunto come poter collaborare sostanzialmente. Ed è di questo in fondo che vi parleremo questo pomeriggio, raccontandovi un po' di storie, cercando di dire a voi, di far venire la voglia a voi di andare a visitare la Cina, di capire la Cina, per poi capire come ospitare i turisti cinesi. Perché si tratta di un mondo abbastanza diverso e bisogna arrivarci con una mentalità nuova. Quindi la scoperta, lo diceva stamattina Mariangela, la scoperta di culture diverse ci possono permettere di adattare la nostra offerta ai desideri e alle comprensioni di queste culture. E la strada, se non sbaglio Andrea, la strada è ancora abbastanza lunga da questo punto di vista. Le esperienze che abbiamo fatto in questi anni con le imprese italiane che sono andate e che vanno in Cina a
a impiantare degli stabilimenti, a portare dei prodotti, eccetera, eccetera. Mettiamo subito a tacere uno stereotipo: non si va in Cina per fare dei prodotti da reimportare in Europa. Non esiste, costa troppo, conviene farli in Europa. Si va in Cina per fare dei prodotti da vendere in Cina. Questa è... Ok, qui c'ho lo spot perfetto. Sì. E quindi abbiamo visto che è molto difficile per ogni operatore acquisire, almeno all'inizio, poi con gli anni queste cose cambiano, una mentalità corretta per affrontare una cultura completamente diversa, un modo di operare diverso e così via. Poi si possono fare delle cose molto belle insieme, però bisogna conoscersi e questo è il problema principale. Correggimi Andrea se c'è qualcos'altro da aggiungere in termini introduttivi. Ricordavo semplicemente una cosa, spero mi sentiate, vero? Sì, sì. Ecco, così come tu ricordavi i nostri anni, non solo, passati a studiare come le aziende europee, nel nostro caso italiane, io credo che non è certo una novità, ma un elemento che richiede la nostra attenzione è immaginare come la Cina sta arrivando in Europa e quindi immediatamente mettere sul tavolo, lo vedremo poi in dettaglio più avanti, questo doppio rapporto, un rapporto di un'Europa che va verso la Cina, ma anche di una Cina che va verso l'Europa, in questo caso verso l'Italia. Quindi attenzione a questa doppia relazione, dove è molto difficile oggi capire in che direzione andiamo. Naturalmente i tempi, come sapete, sono incerti per definizione, ma leggiamola sempre, come ricordava Vescovi, come una sorta di doppia relazione. La Cina che guarda l'Europa e le diciamo così, semplicemente l'Europa che guarda la Cina. Questa doppia visione mi sembra una prima chiave di lettura. Bene, allora possiamo partire con la prima diapositiva. Io se premo questo, parte la diapositiva? No. Forse dobbiamo cambiare, ecco, perfetto. Perfetto. Bene, allora vi stavamo dicendo che sono 10 anni che, circa che lavoriamo sulla Cina e questo ha dato origine a un laboratorio che si chiama appunto IMALAB, che significa International Management to Asia, perché vorremmo farlo molto più largo della Cina, la Cina non ci basta, e che invece si è concentrato soprattutto sulla Cina e dà fondamento a Ca' Foscari. Perché a Ca' Foscari? Perché a Ca' Foscari esiste il Dipartimento di Lingue Orientali più grande d'Italia e quindi ci siamo chiesti, mi sono chiesto anni fa, dico ma scusate, la Cina sta diventando una cosa così importante, noi abbiamo le persone che conoscono la Cina e non ci mettiamo d'accordo per fare qualcosa che serva ai nostri operatori economici per la Cina? E allora abbiamo, con i colleghi appunto di lingue orientali, abbiamo messo insieme questo laboratorio, un corso di laurea specialistico su lingua cinese e management, e quindi sta crescendo questa operazione di dare anche risposte alle imprese italiane e anche alle imprese cinesi che vogliono venire in Italia, con degli operatori che possono capire le due culture e fare da ponte e da collegamento tra questi due mondi. Sostanzialmente le cose più importanti che ci siamo trovati ad affrontare sono questa: piccole imprese in un grande mercato, che è una cosa che è abbastanza nuova nel marketing internazionale. Di solito si parla di grandi imprese verso mercati minori, è la storia delle imprese americane verso l'Europa, verso gli altri paesi. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui abbiamo piccole imprese in un grande mercato, cioè con poche risorse in una situazione estremamente grande. Adesso per i numeri fra un attimo incomincerò a farvene e capirete cosa significa. E l'altro aspetto è che abbiamo capito che andare in Cina o andare ad affrontare un mercato come quello cinese comporta una forte innovazione nelle imprese che l'hanno fatto, perché hanno cambiato la loro mentalità rispetto a quella di partenza. Non solo per il mercato cinese, ma hanno portato dentro una nuova mentalità nell'affrontare le cose, perché era stata messa in crisi il loro modo normale di operare da questa situazione e hanno innovato anche la loro situazione locale, italiana o in altri mercati dove erano, perché hanno imparato delle cose. In realtà io
e Andrea andiamo in Cina per imparare spesso, quasi sempre direi. Ed è la cosa più bella del mondo, fatevelo dire. Imparare è la cosa più bella del mondo. Si prendono cose nuove, si scoprono delle cose, è la cosa più divertente che ci sia. Quello che stiamo facendo da un po' di tempo è fare appunto gli evangelisti, raccontando un po' in giro a vari pubblici cosa significa questo. Basta con le premesse, partiamo dalla prima cosa. Allora, tutto quello che farò è raccontarvi per immagini la Cina e dietro le immagini naturalmente faremo delle riflessioni. Allora, la prima cosa che mi era venuta in mente, qui torno un po', ma forse l'ho lasciato da qualche parte, ah no, eccolo qua, alle cose che stamattina diceva Mariangela e a quelle mi collego, le megalopoli. La Cina è grande e questo è il primo grande asserto che ci viene in mente quando entriamo in Cina, ma è così grande che... Quanti di voi sono stati in Cina, scusate? Per quanto tempo? Bene, mi fa piacere, questa è una cosa interessante e significativa. Non per una settimana o per 2 giorni, eccetera, perché non si vede niente. Che la Cina è grande e uno si rende conto di quanto è grande quando va in Cina, perché se no sente cifre, ma le cifre non dicono niente. Allora, Mariangela stamattina diceva nei trend del 2010, cos'era, che erano previste almeno 30 megalopoli con più di 10 milioni di abitanti, solo in Cina. Cioè, le 30 megalopoli con più di 10 milioni di abitanti saranno forse 31-32, ma sono in Cina. Poi vi immaginate il resto del mondo, perché non è che il resto del mondo stia fermo, in Africa, in Asia, pensate all'India, altri posti del genere, in Sud America e così via, ci sono altre megalopoli importanti. Ma la Cina è grande. Cosa significa che è grande? Quando Mariangela stamattina diceva, beh, nel 2014 solo il 5% della popolazione aveva il passaporto. Quant'è il 5% della popolazione cinese? Sono 60 milioni di abitanti. Solo questi hanno il passaporto. Sì, però io sono andato a vedermi, finché Mariangela parlava, su internet com'è la situazione adesso dei passaporti e pare che siamo al 12%, che fa 180 milioni. Questo in 3 anni. Quindi questa è un'idea della dimensione. Ovviamente la Cina è grande, ma esistono tante Cine. Non c'è un'unica Cina, ci sono le Cine del nord, le Cine del centro, le Cine del sud. Le megalopoli sono delle cose... Allora, una città che forse pochi di voi hanno sentito nominare, che si chiama Chongqing, ha 35 milioni di abitanti, urbana, mentre l'area metropolitana di Guangzhou, che noi chiamiamo Canton, ha 45 milioni di abitanti. Ora, vi capite, un'area urbana di 45 milioni di abitanti è una cosa che in Sardegna forse è difficile, no? Raccogliere. Cosa significa? Queste sono le dimensioni che andiamo a trovare. Questo è annichilente per alcuni versi, perché non possiamo pensare alla Cina come a un mercato, ma a molti mercati diversi che vanno segmentati, divisi, considerati, eccetera. Andando avanti vedrete che ci sono molti altri elementi che ci costringono a selezionare sempre con più accuratezza i nostri target. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa sulla dimensione? No, semplicemente giusto per completare quello che tu dicevi, dimensione vuol dire anche in termini economici, cioè ricordavi tu il numero di persone che ha il passaporto, spesso si cita il numero di cinesi che hanno un reddito di medio livello rispetto a quello europeo, e tutti questi dati importanti, poi non vi chiediamo su questo, sono anche facilmente disponibili comunque. Non è questo il punto è che siamo di fronte a fenomeni che coinvolgono grandi numeri e che quindi gli effetti moltiplicativi tipici di fenomeni economici vengono amplificati non solo per la rapidità, velocità di certi cambiamenti, ma anche per le masse gioco. Insomma, è quasi un gioco fisico, insomma, abbiamo enormi masse nel senso di numero di persone, pensate a dimensioni di mercato, che in qualche modo modificano anche quelli che sono
Abbiamo aperto. Che quando confrontiamo certi fenomeni in Europa dobbiamo tener conto rispetto alla Cina di questa dimensione. Quindi si legge la Cina è grande, ma è grande in termini di dimensione, è grande in termini di velocità, è grande in termini di moltiplicatore economico. E di questo dobbiamo tener conto. A volte noi siamo abituati a dimensioni più piccole, per definizione, mercati più piccoli, segmenti più piccoli. Attenzione che qui si muovono, lo vedremo anche più avanti quando parleremo di spostamenti nella Cina, si muovono decine e decine di milioni di persone. Gli esempi che tu citavi delle città sono un esempio, quindi questo è il second tier, insomma, quindi vuol dire, non sono necessariamente le città più grandi, queste sono quelle che tu citavi la più grande, ma in generale stiamo parlando di decine di milioni. Insomma, sono dimensioni diverse, dobbiamo in qualche modo, parlando di Cina e non solo di Cina, abituarci a queste dimensioni diverse. Questo è il punto fondamentale. Bene. Allora, le foto sono più o meno foto fatte da noi finché abbiamo fatto i nostri viaggi in Cina, tanto perché per dirvi non sono foto di repertorio, ma sono quelle che abbiamo visto. Un altro aspetto, un secondo aspetto su cui vorremmo fare qualche riflessione è questo. La Cina è modernissima e tradizionale, dietro c'è scritto tradizionale. È modernissima e tradizionale. Voi trovate questa situazione in Cina. Cioè la Cina è tante cose contemporaneamente. Diciamo che forse uno degli aspetti che più colpiscono poi alla fine è, che è una radice del confucianesimo, è questo fatto di comprensione degli estremi o comunque di commistione degli estremi. Si cerca sempre un equilibrio, il cinese, un po' come l'italiano, cerca sempre l'equilibrio tra gli estremi, cercando di mettere d'accordo le parti. È un negoziatore, è un combinatore, non è un tranciatore, diciamo così. E gli estremi continuano a convivere. E quindi voi vi trovate delle città estremamente moderne. Quando io ero un po' più giovane, se uno voleva andare a vedere il futuro andava a New York. E lì vedeva i trend, il futuro, quello che succedeva. Adesso direi che va a Shanghai per vedere cosa succederà nel futuro. E questo è già un segno di cosa significa. Ma in Cina trovate anche il venditore di piccoli oggetti per la strada e anche andando fuori dai quartieri centrali vedete dei piccoli negozi dove vendono delle pochissime cose, della gente che vive in 2 stanze, eccetera, eccetera. C'è assolutamente di tutto. Ma c'è questa ripresa forte anche della tradizione. Questo dobbiamo considerarlo perché la tradizione poi diventa importante nelle scelte di acquisto e nelle scelte di viaggio e così via. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa sulla modernità e tradizione? Adesso magari proseguiamo rapidamente, Sì. ma qui il punto centrale è il paradosso. È il paradosso, Cioè il paradosso che è la stessa cosa di quest'altra slide che è lentezza e velocità. No? I treni veloci sono veloci, cioè vanno a 400 all'ora. Non c'è, si raggiunge una città. Noi spesso ci muoviamo da Shanghai verso un'altra città, si chiama Hangzhou o Suzhou, che sono prossime a Shanghai, prossime perché il treno è veloce, perché sono 150 km, 200 km si fa in 30 minuti. Come in Sardegna più o meno, no? Quindi, e poi quello che vi raccontavo un attimo fa, il fatto che i passaporti dal 2014 al 2017 siano passati dal 4 al 12, vi fa capire la velocità delle cose, come si muovono. Sì, ma non troppo lenti perché poi restiamo indietro. Comunque, giusto. La velocità in Cina è un paradosso perché scoprirete una cosa, i cinesi sono estremamente lenti e la Cina è estremamente veloce. Cioè il cinese è lento nella presa di decisioni e c'ha un motivo culturale per questo, e la Cina è velocissima nel cambiamento. Questo è un altro dei paradossi che ancora non siamo riusciti a spiegarci. Ogni volta che si va in Cina, noi ci andiamo 3 volte l'anno più o meno, io sono stato ormai una trentina di volte, si arriva lì e si scopre che c'è un grattacielo nuovo che
2 settimane prima, 3 settimane prima non c'era, 2 mesi prima non c'era, ecco. Una città che, vi dico, faccio un esempio, Shenzhen. Shenzhen è una città che ogni tanto forse l'avete sentita nominare, è una città nuova che sta vicino a Hong Kong, è la parte mainland di Hong Kong, è stata fondata nel 1995, ha 13 milioni di abitanti. Ora, questo vi dà un'idea di come si muove la Cina, in che velocità, in che dimensioni, e di questo dobbiamo tener conto, perché il loro pensare al futuro è diverso dal nostro. La politica guarda a lungo termine, a differenza della nostra politica. La loro politica guarda a lungo termine, fanno degli investimenti da qui, adesso hanno messo in piedi il progetto 2050. 2050. Quello che è 2025, cioè il 2025, fatto e rifatto, stanno mettendo in piedi un progetto 2050. Cioè hanno un'idea dell'investimento a lunghissimo periodo, di infrastrutture, di risorse. Stanno dicendo, sapete che il problema più grande in questo momento hanno è l'inquinamento. E questo potrebbe essere un vantaggio per la Sardegna, nel senso che, poi ne parleremo, magari come offerta turistica questo elemento può essere interessante. Ma hanno deciso di ridurre l'inquinamento, e quando si decide di ridurre l'inquinamento, si decide di ridurre l'inquinamento. Cioè, settembre scorso ero con un gruppo di imprese italiane a Suzhou, che è una città appunto nei pressi di Shanghai, 20 minuti di treno, quindi non so la distanza, ma insomma 20 minuti di treno, e mi dicevano, abbiamo un problema. Che problema? Adesso sono arrivati i funzionari cinesi che chiudono le imprese inquinanti. Dico, e quindi? Beh, noi non abbiamo nessun problema, perché l'impresa straniera per arrivare deve essere in perfetta regola, voi lo immaginate. Ma sapete, per aiutare l'economia locale si chiudevano un paio d'occhi, 3 occhi, 4 mani, eccetera, eccetera, sulle imprese cinesi. Bene, da un mese, mi raccontavano, arrivano 3 funzionari e 2 poliziotti in ogni impresa cinese e dicono, tu sei inquinante, 15 giorni per cambiare o chiudi. Mi stanno sparendo i fornitori, perché mi stanno chiudendo tutte le imprese che mi facevano forniture. E quindi adesso stiamo alla ricerca di fornitori non inquinanti. Questo per dirvi, quando il partito, perché di questo dobbiamo parlare, quando il partito decide, e se si deve ridurre l'inquinamento, si riduce l'inquinamento, non è che ci siano storie, si riduce l'inquinamento. E questa è la grande scommessa che la Cina sta facendo nei prossimi anni. Per dirvi un'altra cosa, le auto, comprare un'auto in Cina può costare tanto o meno, ma insomma, lasciamo perdere questo. Mettete che costi 30.000 euro, se è importata, eccetera, eccetera. Bene, la targa costa 40.000 euro. Per ridurre il numero di auto circolanti. Vengono estratte a sorte in alcuni casi, per non penalizzare quelli che non hanno soldi, ovviamente, ma tanto per dirvi cosa succede, per ridurre il traffico, a parte le auto elettriche che possono circolare liberamente. Vi immaginate che la Cina sta investendo sull'auto elettrica delle cifre straordinarie. Questo lavorare, la Tesla è un po' su, diciamo, di standard, però questo per darvi l'idea del lavoro a lungo termine e delle prospettive di traguardo sociale, economico che loro hanno. Per darvi io vi stando solo, ovviamente in 2 ore, vi diamo dei flash per farvi ragionare, poi voi ragionate sul vostro, avendo queste informazioni. Cioè, dite, e questo cosa riguarda? In che modo può riguardare me? Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono abituati, per esempio, a un rispetto di regole ufficiali, cosa che noi ci siamo dimenticati da un paio di secoli. E questo li fa cambiare nel modo di comportarsi. Per esempio, un'impresa cinese, molte imprese cinesi con cui sono riuscito a parlare, dicono, ti raccontano cosa fanno, cosa non fanno, eccetera, vabbè, gonfiano il curriculum, magari, non lo so, però quello che fanno è poi alla fine dire, beh, però noi per la Cina stiamo facendo questo, questo e quest'altro. Cioè hanno la necessità di giustificare la loro ricchezza o la loro performance anche con qualcosa dal punto di vista sociale che fanno per il resto della Cina.
E le imprese italiane che funzionano meglio sono quelle che fanno altrettanto, cioè che dicono noi facciamo gli affari così così, però abbiamo queste iniziative per la Cina. Per la Cina si intende per la popolazione che sta vicino, per altre cose, eccetera. Cioè hanno una responsabilità sociale diversa, che è molto apprezzata dal cinese, che è sempre preoccupato. Sapete, c'è una storia dietro. Alla fine dell'Ottocento gli europei sono andati lì e hanno fatto la guerra e li hanno sbattuti via. Si chiama il periodo della vergogna per loro. Vedersi riarrivare gli europei e gli americani a fare investimenti, eccetera, non è che li renda così tranquilli e felici. E quindi se non si fa qualcosa anche per la Cina, l'impresa non è vista bene. L'uomo d'affari occidentale non è visto bene da questo punto di vista. E questo è un altro aspetto che non siamo abituati a gestire negli altri paesi, per esempio. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Volevo semplicemente ricordare delle tue parole alcuni aspetti che sono, secondo me, abbastanza operativi, cioè più legati al modo col quale si può, in qualche modo, cercare di avere successo con l'economia cinese. E secondo me i punti che tu hai ricordato, e noi studiamo, si riconducono anche a questa, dicevamo prima, paradosso, cioè dobbiamo abituarci a ragionare con un paese grande, un paese antico per alcuni versi, ma come ricordavi tu molto moderno. E questa capacità di tenere insieme paradossi, forse espressa anche dalla lingua, dalla cultura, qualcosa di straordinariamente profondo, qualcosa che lega l'individualismo con l'essere collettivo. Questi elementi convivono sempre e in tutto. Lentezza e velocità non è una cosa riferibile al trasporto solamente, no? Al muoversi. È qualcosa che riguarda, tu ricordavi il tempo, ma ricordava anche un significato ancora più profondo. Cioè bisogna essere contemporaneamente due cose che per noi sono l'opposto. E questa è flessibilità e adattabilità. Questo in fondo è il primo elemento che poi si traduce in potenziale successo economico, a patto che noi abbiamo questa capacità di vivere con, come dire, di vivere, di dare un significato a delle situazioni che sono per molti versi per noi contrastanti, di segno opposto, e tenere insieme questi opposti è uno dei primi elementi, ricetta per poter trattare, secondo me, con qualche probabilità di efficacia, con l'economia in generale cinese. Si pianifica, ma allo stesso tempo si vuole lasciare libertà alle persone. Insomma, libertà economica alle persone. Naturalmente convivono sempre questi aspetti ed è importante ed è un elemento sul quale io credo, come ricordavi tu, si deve misurare la capacità di innovazione che noi abbiamo. La Cina è interessante, ricordavi tu, come mercato, ma è interessante, e questo è il nostro, in fondo, delle funzioni del nostro laboratorio, scoprire come questi mercati emergenti sono un fattore di innovazione straordinario. E parleremo, credo, tra poco anche di turismo, di possibile impatto, eccetera. Ecco, leggerei non solo i possibili volumi, ricavi, ma le leggerei anche come un'occasione per ripensare e per trovare spazi nuovi di innovazione. Ma perché questo accada, i paradossi li dobbiamo saper gestire, quindi non è facile, insomma è un po' di esercizio. L'esercizio fa perfetto e credo che in questo caso la Cina sia un buon esempio di questa sorta di esercizio. Sì, che ci sia adesso comunanza e differenza, sì. vero? Ecco, in alcuni nelle tue parole, Andrea, mi veniva in mente questa cosa della comunanza. In realtà alcuni modi di affrontare le cose, pur nella diversità dovuta alle diverse culture, ci accomunano, perché la Cina appunto è un paese che cerca il compromesso in qualche modo, come è anche tipico della nostra società, e cerca di trovare una soluzione non prevista. E quindi di creare una soluzione, cosa che se voi andate in Giappone è pazzesco, se il giapponese esce dallo schema che si è preparato è perso, non il cinese. E quindi in questo senso, se il giapponese può essere avvicinato a un tedesco, il cinese può essere avvicinato a un italiano, diciamo. Quindi c'è questo modo. La cosa più imbarazzante in Cina è che ogni tanto arriva un cinese e ti dice: ah, sei italiano? Ah, siamo uguali. Caspita. Siamo uguali. Perché siamo uguali? Siamo uguali perché intanto ci interessa la famiglia e ci piace mangiare. Marco Polo anche, vabbè, sì. Matteo Ricci, Marco Polo, però
sì, queste due cose, ricordatevi, il mangiare e la famiglia possono essere interessanti. Sono lenti nelle decisioni, o nelle decisioni di business, perché c'è un aspetto che noi dimentichiamo con la Cina, ed è questo. E qui volevo chiudere poi questa slide, se no non ci arriviamo, dobbiamo stare qui un paio di giorni. Però prima del business c'è il rapporto personale. Cioè si fa business solo con gli amici. Non si fa business, se no si fa business chi è più furbo vince. Se voi volete avere una costruzione di partnership, è lenta perché prima passeranno degli anni in cui si cercherà di costruire un'amicizia. O una fiducia reciproca che è molto vicina all'amicizia. E questo è importantissimo per il cinese perché l'amicizia significa non mi ingannerà mai. E io non lo ingannerò mai. E non è un problema di contratti, perché il contratto, ragazzi, non sono gli americani questi, sono cinesi. Il contratto è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Ma se io ho una relazione personale, una cosa importante per i cinesi è non perdere la faccia. Si dice mianzi e significa non perdere la faccia. Se uno perde la faccia nella comunità è finito. E questo deriva da che cosa? Dal fatto che per tutta la rivoluzione culturale i cinesi non hanno avuto tribunali, leggi, avvocati e giudici. E tutto si decideva nelle relazioni personali di villaggio. E quindi la relazione personale e il perdere la faccia era il sistema giuridico chiave. Se no non riusciamo a capire perché i cinesi non guardano i contratti. Non possiamo parlare di contratto con un cinese, perché adesso sempre di più entrerà ovviamente nella logica del business internazionale, eccetera. Ma non è lì la chiave. La chiave è nel rapporto diretto che io ho con il mio partner, con la mia persona. E lì ci vuole del tempo. E quindi la decisione è lenta. Poi quando la decisione è partita, si va via veloci. E quindi erano queste le cose che volevamo raccontarvi. Quali sono gli aspetti di comunanza e differenza? E noi, insieme ad Andrea, cerchiamo sempre di ragionare sugli aspetti di comunanza, perché il business e gli affari si fanno sulle cose comuni, non sulle cose diverse. Quindi bisogna cercare di avere questo tipo di atteggiamento. Cos'è che ci accomuna? Quali sono gli elementi che possiamo giocare come simili e quindi che ci affratellano per costruire quella relazione che dicevamo? Quali sono gli elementi di comunanza? Allora, ne ho detti due, la famiglia, che è il centro dell'attenzione, il nucleo centrale, e la tavola, per esempio. Non solo questi, ovviamente, ma anche questa cercare di trovare un compromesso tra le cose. E via via altri che voi scoprirete andando a parlare, vedere, frequentando ospiti cinesi o partner cinesi di questo tipo. Trovare le comunanze è trovare il modo per collaborare. Quindi non preoccupiamoci tanto delle differenze. Quest'oggi vi racconteremo molto sulle differenze, ma il lavoro importante da fare è trovare le comunanze, cioè quello che ci accomuna con una cultura diversa, perché da lì possiamo partire per costruire delle cose insieme. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa su questa parte di comunanza e differenza. No. Volevo semplicemente proporre insomma, una sorta di esercizio, nel senso che quello che abbiamo un po' raccontato sono sfide, sono ostacoli, sono necessità, però credo che ci sia anche un modo per metterci alla prova, ognuno di noi, proprio su questi termini, di comunanza e differenza. E qual è l'esercizio? Spero mi sentiate. L'esercizio è semplice. Tutte le volte che siamo in un contesto diverso, che non conosciamo perfettamente, proviamo a vedere quanto siamo capaci dal passare dalle differenze che cogliamo immediatamente agli elementi che invece tengono insieme quelli che sono le similarità. L'esercizio è molto semplice. Immaginate di essere in un contesto nuovo, immediatamente la vostra attenzione corre a tracciare quelle che sono delle differenze, delle diversità. Io credo che il test poi prosegua e quindi dobbiamo vedere quanto siamo rapidi nel riuscire a vedere gli elementi di comunanza e di similarità. Chi è più predisposto a vivere questi tempi certi, probabilmente chi è capace di passare molto rapidamente
dalle diversità, dalle differenze, ai punti di similarità. Si accennava prima a famiglia, tipo, relazioni personali, ce ne sono tanti di elementi di similarità, però capite che quando si entra in una situazione nuova è naturale vedere subito le differenze, e io credo che questo sia normale, ma in termini di business possa essere alla lunga un limite. Quindi costruite in qualche modo la vostra proposta economica per i vostri clienti, lavorando anche sugli elementi di similarità. Ed è un test per ciascuno di noi. Sceso dall'aereo, vediamo le differenze, ma dobbiamo rapidamente recuperare il terreno perduto sulle similarità. E questo è un esercizio non semplice, ma chiede anche questo una sorta di sforzo. Si ricordava prima, molti business chiedono integrazione, non chiedono solo adattamento. Adattamento, voglio dire, plasmo la mia offerta su quelle che sono le richieste del cliente, immagino forme di accoglienza che in qualche modo siano vicine alle attese e alle aspettative dei nostri clienti. Certamente questo va fatto, ma questo lavora sulle differenze. Ci adattiamo perché siamo diversi, ma di più dobbiamo fare una vera integrazione che porta poi a una costruzione di una relazione longeva anche con le parti, ma questo chiede di far leva sulle similarità. Quindi è la prima cosa, suggerimento molto pratico, fate una sorta di esercizio. Un esercizio che poi diventa, una pratica quotidiana. Vedo le diversità, ma mi sforzo di vedere anche le similarità, e questo economicamente è un punto importante, critico, è una linea guida del comportamento. Andrea, se puoi parlare poi dritto davanti al microfono e non muovere la testa, so che è un esercizio complesso, però perché va via la voce quando tu sposti la testa a destra o a sinistra. Ah, ok. Ecco, sì. Okay. Cercherò di stare fermo. Anch'io sentivo, ma credo che sia anche un problema di banda, Ah, può perché darsi. in alcuni casi probabilmente viene meno la larghezza di banda e quindi forse mi sentite meno bene, scusate. Grazie. La Cina è un enorme gap generazionale, di cui noi non abbiamo neanche la percezione, sebbene sentiamo i gap generazionali. No? Si parla dei millennials, si parla, stamattina Mariangela raccontava del fatto che, anzi no, chi era? Giuseppe, che diceva, guardate che questi vivono la cultura in una maniera completamente diversa, la vivono per immagini invece che per i libri e così via. Certo, c'è un gap generazionale che ognuno di noi, giunto alla mia veneranda età con dei figli che hanno appunto un percorso universitario, si rende conto immediatamente. No? Cioè, loro vivono in un mondo che ha delle regole un po' diverse dalle nostre, ma non ha niente a che fare con la diversità che potete immaginare di una persona che è vissuta prima della rivoluzione culturale e che vive oggi nella Cina attuale. Cosa ha visto questa persona, cosa ha vissuto questa persona? È un gap spaventoso, ci sono dei gap molto forti tra gli anziani, ovviamente le nuove generazioni, e i millennials, ma anche di più, la generazione Y, la generazione X, cioè le generazioni successive ai millennials, cioè quelle che sono nate negli anni 90 o addirittura nel 2000, che hanno un mondo davanti che è più avanti del nostro mondo dal punto di vista digitale e hanno di fronte dei genitori o dei nonni che sono molto più indietro del nostro mondo, come si dice, non digitale ma analogico, grazie, analogico. E questo è un altro aspetto. Quindi abbiamo due tipi di clientela in qualche modo, almeno due grandi mondi. Il mondo digitale dei giovani, che peraltro hanno una mentalità e un approccio culturale al nuovo, all'occidentale, eccetera, ben diverso, molto più aperto, come in genere sono i giovani, hanno più apertura verso la novità, l'innovazione, il cambiamento e così via. E le persone più âgée che invece sono un po' sbalestrate, sono capitate in un mondo strano. È come se fossero stati in frigorifero per 50 anni, poi si è aperto il frigorifero e erano in un centro commerciale. Cosa è successo? Immaginate una cosa del genere, no? Uno arriva da Marte, entra in un centro commerciale, dice ma che mondo è questo? Ed è così, in certi modi. Io andrei avanti sul gap generazionale. Certo. Come dicevi tu prima, Andrea, la Cina è un'economia liberale, ma anche un'economia regolata. Cioè,
è un'economia che ha una forte presenza statale, ma dove il singolo operatore può fare molte cose in modo autonomo e liberale. E anche questo è uno dei paradossi che non siamo ancora riusciti a spiegarci. Cioè, la forte statalità, la presenza dello Stato, soprattutto le imprese grandi, le imprese piccole no ovviamente, ma le imprese grandi, nelle banche, in tutto il sistema economico, ma poi alla fine il cinese fa i suoi affari. Ed è un altro degli aspetti che dobbiamo considerare. Cioè, esistono, diciamola in una battuta unica, alla fine della giornata decide il partito. Durante la giornata fate quello che volete. Se siete stati bravi, non vi dico niente. Se qualcosa non mi è piaciuto, alto là chi va là. Però c'è questa libertà, non te lo dico prima cosa devi fare, tu fai. Ti do delle linee guida, cerca di stare in queste linee guida. E generalmente questo funziona abbastanza bene. Direi che funziona bene, visto lo sviluppo economico che ha la Cina in questo momento, che ovviamente è una nazione dove ci sono le imprese statali, ma ci sono delle imprese private altissime, grandissime. Non so, pensate Huawei, pensate Alibaba, pensate tutte le i grandi nomi della tecnologia, per esempio. Non a caso, la Cina è molto forte sulle imprese tecnologiche. Conoscete qualche marca di moda cinese? Zero. Capite cosa è successo? Manca tutta una tradizione sul valore dei prodotti tradizionali o comunque fisici ed è molto avanti nei prodotti digitali. E anche questo è un gap molto forte. Se vuoi aggiungere qualcosa, Andrea, sull'economia liberale regolata? Beh, credo che però questa sia una cosa risaputa e Sì, tu l'hai ricordato molto avanti. bene. Il ruolo del governo è Sì. fondamentale e quindi, come dice la slide, c'è un'economia liberale, però una presenza del governo molto, molto forte. Questo rende per alcuni versi il setting economico prevedibile e quindi quelli che sono gli obiettivi, ricordavi tu prima, sono priorità, sono davvero priorità, sono priorità nei fatti e nei fatti concreti. E quindi non è un ordine del giorno che poi possiamo di volta in volta modificare, ma è un impegno molto forte. E quindi questo vuol dire anche che la nostra capacità di stare su certi mercati, o di attrarre certi mercati, si misura anche sulla capacità che abbiamo di costruire in qualche modo delle relazioni, dei rapporti con chi davvero decide e delle relazioni, dei rapporti con i loro obiettivi. E questo bisogna essere in questo assolutamente trasparenti, come spesso accade nell'arena internazionale. La trasparenza nelle relazioni alla lunga paga e in questo caso forse anche a breve. Ma il punto poi credo che si trovi un elemento nella slide successiva, Sì. cioè quella, se riusciamo ad andare avanti. Sì, sono andato avanti su autorità e gerarchia. Autorità e gerarchia, l'immagine la conoscete, congresso del partito, migliaia di delegati, tutte le parti della Cina è un continente, quindi con province completamente diverse. E l'immagine che noi vediamo di questo evento è un'immagine che certamente esprime potere, esprime autorità, esprime gerarchia. La gerarchia è un fatto sul quale dobbiamo in qualche modo fare i conti, pur con tutti i correttivi del caso, diciamo. Ritroviamo in molte delle scelte, particolarmente quelle economiche, ma non solo, una dimensione molto forte della gerarchia. Il capo decide e gli altri eseguono. Poi è vero che ci sono tanti livelli di capi diversi, ma il capo fondamentalmente ha l'autorità. E quindi anche qua dobbiamo in qualche modo abituarci o cercare di capire come le nostre coordinate, costruite molto sulla partecipazione, sul coinvolgimento, eccetera, poi si scontrano con pratiche, consuetudini, ma direi di più, con valori culturali che premiano l'autorità e la gerarchia, pur con tutti i correttivi del caso, naturalmente. Ma insomma, l'immagine dell'autorità è molto forte all'interno della cultura, almeno
quella parte di cultura che ritroviamo nel mondo economico. C'è dietro anche un simbolismo, una serie di simboli che ovviamente facciamo a volte fatica a interpretare, ma che sono assolutamente chiave da decodificare per capire davvero dove risiede l'autorità. Alcuni sono molto semplici, la foto esprime molto chiaramente chi è il capo, non c'è dubbio, in questo caso non c'è assolutamente il dubbio. Però in altri casi diventa un po' più sfumata, diventa più interessante anche da studiare. Insomma, 2 parole con le quali dobbiamo fare i conti, le trovate nella slide: autorità e gerarchia. E forse questo spiega anche, slide successiva, certi investimenti fatti. Sì. Ancora qualcosa su autorità e gerarchia. Qualcuno l'ha detto stamattina molto bene. Bisogna individuare chi è il capo. In ogni gruppo di cinesi c'è un capo e il capo va trattato diversamente dagli altri. Si deve riconoscere la gerarchia. Se non avviene questo è un'offesa e diventa un elemento di conflitto o comunque di disagio, eccetera. Ecco, sì, il capo decide. Io guardate, le prime volte che andavo in Cina andavo a trovare dei colleghi ovviamente in università cinesi. A quel tempo io ero vicepreside della mia facoltà. Strano, dopo un po' mi accorgevo di incontrare solo vicepresidi. Dico, ma solo vicepresidi ci sono. Perché erano al mio stesso livello gerarchico e non mi facevano incontrare presidi o rettori. Per incontrare un rettore dovevo andare col rettore. Allora, questa cosa, che per noi è abbastanza strana e impensabile, dovete immaginare a tutti i livelli della società. Cioè, se quello è capo di qualcosa, e i cinesi su questo ci tengono tantissimo, io sono capo del condominio, caspita, incontro solo capi di condominio. Cioè, è così innaturata nella cultura che a noi sembra buffa, ma è una parte importante di questo, perché nel gruppo di cinesi che arriva, che siano 10 o che siano 20 o 50, c'è sicuramente un capo, un vice capo e via dicendo. E devono avere, come si diceva questa mattina, un trattamento da capo, da vice capo, eccetera. E devono parlare con dei capi e dei vice capi, perché altrimenti viene sminuito il loro ruolo. E non possono, ricordatevi cosa ho detto prima, perdere la faccia di fronte agli altri. Cioè noi entriamo in una logica culturale profondissima di attenzione sul fatto che se io non gli presento un altro capo, ma va a parlare con il front desk e non con il direttore dell'hotel, eccetera, lui perde la faccia nei confronti dei suoi compagni cinesi. E questo è terribile, è terribile. Equivale a un'offesa grave. E quindi, capite, questa è un'attenzione che dobbiamo sapere. Allora, cosa si fa? Non a caso i cinesi, quando noi dicevamo veniamo, ci volevano sapere i nomi di tutti e il grado di tutti quanti. E voi vi dovete far mandare nome e grado, e quando arriva dire chi è il signor Wang? Lui. Signor Wang, benvenuto, eccetera, perché quello è il capo. E poi si parla con l'altro e via dicendo. E dovete avere l'elenco, a questo non siamo abituati noi, no? L'elenco con i nomi delle persone e il loro ruolo e la loro posizione. E loro chiedevano questo, e poi abbiamo capito perché chiedevano questo. Perché di fronte a questo ci mettevano uguali relazioni di gerarchia e di potere. Questo cosa significa? Significa che se il capo non dice di fare una cosa, non si fa. Non è come in Italia che se il capo non l'ha detto, beh, mi arrangio in qualche modo io. Cioè, non sto facendo una cosa che il capo ha detto di non fare, sto dicendo una cosa che non me l'ha detta. Trovo una soluzione. Ci si ferma e si aspetta il capo. E se il capo dice, dai, mettiamoci tutti assieme, questo ci hanno raccontato in molte imprese, perché poi è un problema, immaginate nella gestione di un'impresa, dice, mettiamoci tutti assieme e prendiamo una decisione collettiva, cioè ditemi il vostro parere su questo problema che stiamo affrontando in azienda, eccetera. Tutti lo guardano e dicono, il capo non è capace di fare il capo, perché chiede a noi una cosa che deve sapere lui. E questo ha messo in crisi all'inizio le imprese italiane che andavano lì perché cercavano di fare il management come si fa normalmente, prendi tutti i capi reparto, dici, beh, venite qua, sentiamo un po' come sta andando, cosa succede, abbiamo questo problema, come pensate di risolverlo? E questi lo guardavano e dicevano, ma come? Sei venuto dall'Italia e non sai risolvere niente.
Quindi questo aspetto va considerato anche negli aspetti pratici poi alla fine, ma ricordatevi è un aspetto culturale base. Come vi dicevo, come Andrea aveva accennato un attimo fa, la Cina pensa a lungo termine. Dobbiamo capire quali sono le ipotesi del lungo termine sulla Cina e gli accordi che il governo ha fatto. E nel momento in cui il governo andò forse Renzi e poi l'ultima volta che qualcuno di noi è andato, per anni nessuno dei nostri governanti è andato in Cina. Ci andavano i tedeschi, ci andava la Merkel, ci andavano tutti, dei nostri nessuno, pertanto la Cina. Questi facevano affari con gli altri ovviamente. Anche perché se non vieni capo... Voi avete avuto questa fortuna di avere Xi Jinping qui in Sardegna, che era un'occasione spaventosa per... Intanto la Cina ha saputo che esiste la Sardegna, che non è una cosa da poco, perché se io vi chiedo dov'è il Guangdong, oppure dov'è lo Jiangsu, o dov'è, che hanno solo 70-80 milioni di abitanti, voi non... Quanti abitanti ha la Sardegna? Un compound di Shanghai. Allora, è importante. Il fatto che sia venuto qui è una cosa straordinariamente importante. Non lo so come mai sia venuto, ma questo però è stata... Era perché non verrà una seconda volta, adesso non so se avete sfruttato bene questa occasione, ma era un'occasione straordinaria. Chi lo sa, sì. Allora, loro adesso stanno costruendo questa, detta Via della Seta, in realtà è One Belt, One Road, una cintura e una strada, no? Ed è questo modo di raggiungere l'Occidente attraverso questo anello che è marino e terrestre, dove una delle fermate è Venezia, cioè il punto dove mare e terra si incontrano è Venezia, che potrebbe essere un'occasione importante ovviamente per l'economia di quest'area dell'Italia, eccetera. Se voi riuscite a fargli fare qualche deviazione non è male, no? Però cosa significa? Che stanno investendo centinaia di miliardi di dollari su questa operazione, costruendo delle aree economiche lungo questo tragitto. Perché la Cina gestisce il soft power, cioè il suo potere di influenza mondiale non è basato sugli eserciti, ma è basato sul potere economico. Cioè la loro politica internazionale, da potenza, come fanno gli Stati Uniti, come fa la Russia, eccetera, è basata sul soft power, cioè non sull'attacco diretto, sul dominio diretto, ma sulla influenza. Ecco. E su questo loro sanno fare le cose. E quindi stanno investendo centinaia di miliardi su queste operazioni che sono ovviamente a lungo termine. Non è detto che, guardate che però i cinesi poi vogliono vedere in fondo la lira, perché la lira, sì, il renminbi, perché in fondo sono degli uomini di business. In tutti gli stati orientali, dell'estremo oriente e del sud-est asiatico, le comunità cinesi sono quelle che hanno in mano il business. Fatevi una domanda, è gente che sa fare business, ce l'ha nel sangue. Quindi abbiamo di fronte delle persone che sanno di business e quindi che capiscono il valore del denaro e di tutto il resto. Però sono capaci di guardare a lungo termine e di fare gli investimenti a lungo termine, al contrario degli americani che invece tendono a fare investimenti a reddito veloce. È un altro modo di operare sul business. Se non hai altro, Andrea, io vado avanti. Sì, assolutamente. Semplicemente volevo aggiungere alle tue parole questa capacità di leggere il beneficio di un investimento, il ritorno di un investimento, diremmo, Sì. non nel breve ma nel lungo. E questa cosa è evidente, le tue parole e gli esempi che facevi sono assolutamente chiari su questo. Però capite, a differenza di una visione un po' di breve termine, che in alcuni casi dà forma agli investimenti, influenza il tipo di investimento, la loro idea del lungo termine appartiene proprio alla modalità non solo di gestire gli investimenti, ma ancora prima di valutarli, selezionare. Gli investimenti fatti in Africa in molti casi sono investimenti pensati non solo per comprare le risorse di cui hanno bisogno o per espandersi in termini di presenza economica, ma per costruire sostanzialmente nel tempo una prospettiva. Ecco, quest'idea del tempo, della prospettiva è importante. Quest'idea di longevità nella relazione è importante, ed è importante anche nei rapporti con i clienti, evidentemente.
cercare di costruire una relazione tale per cui ci sia un ritorno del cliente, che nel tempo, stiamo investendo del tempo entrambi per conoscere e per in qualche modo costruire un'occasione unica, un'esperienza unica nel tempo, mi sembra una cosa che differenzia profondamente molti dei modelli, anche economici, ai quali siamo abituati. Poco e subito, a questo punto potremmo dire tanto, ma nel tempo, quindi per una logica profondamente diversa. Gli occhiali che usano sono molto diversi da quelli che a volte vediamo utilizzare in Europa. Sì, perfettamente Andrea. E questo fatto fa anche capire come l'investimento sul mercato cinese è un investimento di lungo periodo. Non vi aspettate ritorni immediati, ma bisogna investire e costruire e poi ci saranno dei ritorni a lungo tempo, per lungo periodo, cioè ci saranno dei ritorni molto stabili. Non è un mercato che si muove con opportunismo e cose di questo genere. Però richiede un investimento a lungo termine, non è che domani arrivano i cinesi. Bisogna fare tutta una serie di cose per convincerli che questa è una buona scelta. E qui siamo su uno dei nostri cavalli di battaglia, Andrea, no? Cioè sul fatto che la Cina non è un mercato educato. Vuol dire che non che è un mercato maleducato, ma che non è educato ai consumi come lo siamo noi. Ha un'educazione diversa. Questo è per farvi un esempio, siamo a Shanghai, in uno dei mall più noti di Shanghai, che peraltro, per darvi un'idea, si chiama 666, che per noi è il numero del diavolo, per loro è un numero fortunato. Tanto per capirci, no, come girano le cose. E Bulgari, ovviamente ci sono tutti i marchi molto alti, tutti i marchi di LVMH, cioè Bulgari, Gucci, poi trovate Bottega Veneta, Cartier, trovate tutto l'immaginabile, salvo che Bulgari cosa fa? Fa una pubblicità di questo tipo. Cinecittà, Sofia Loren in bianco e nero. Ma chi conosce Sofia Loren in Cina? E Cinecittà? Cioè, questo è un altro esempio di autocentrismo, no? Noi pensiamo che siccome noi lo conosciamo, il mondo lo conosce. Qualcuno di voi sa qualche nome di attore cinese? Strano. Quello era di Hong Kong, non era cinese. Strano perché tra 1 miliardo ci sarà un attore famoso, no? Un'attrice famosa, no. Jackie Chan, che però è hongkongolese. Quindi abbiamo 2 attori hongkongolesi, quello del Kung Fu e Jackie Chan, che sono anglo-cinesi in qualche modo. Ecco. E sappiamo quelli, perché? Perché sono anglo-cinesi. Vi immaginate che senso ha una pubblicità di questo genere in Cina? Non avete idea di quante, questo è un cruccio che io e Andrea ci portiamo sulle spalle, di quante aziende europee fanno questo errore. Esempi di questo genere ne abbiamo a tonnellate. Cioè, riportare esattamente riferimenti culturali nostri in una cultura completamente diversa. È come se loro portassero i loro riferimenti culturali da noi e noi non capiremo di che cosa stanno parlando. Abbinano Bulgari con una cosa che non conoscono, non con Cinecittà. Lei pensa che qualcuno legga Cinecittà in Cina? No. E quell'immagine lì, lei pensa che, quella è Sofia Loren. Questo è solo un esempio che ho preso più recentemente, ma ne abbiamo, guardate, di pubblicità sbagliate di questo genere ne abbiamo moltissime. Cioè, cosa significa? Attenzione, non dobbiamo usare i nostri riferimenti culturali, perché i nostri riferimenti culturali appartengono alla nostra cultura e sono comprensibili a noi. Non sono comprensibili a loro immediatamente. Quello che dobbiamo fare è metterci nei panni del cinese. Noi cosa sappiamo della Cina? E perché loro dovrebbero sapere dell'Italia che vale meno di una provincia cinese? Ok? E pensate che sappiano distinguere l'Italia dalla Spagna? O dalla Francia? Non lo sanno gli americani.
Volete che lo sappiano i cinesi? E questo è il problema. E il mercato non è educato. Cosa significa? Che noi dobbiamo aiutare a educare il mercato. Cioè dobbiamo spiegare delle cose che per noi sono completamente assodate e normali. Dobbiamo metterci nei panni di ricominciare da capo. Che la Sardegna sia un'isola, lo sappiamo noi, ma non i cinesi. Figuratevi in Urali. Di cosa stiamo parlando? Per un'idea. Adesso vi faccio un esempio di cosa significa la complessità dell'apprendimento che noi diamo per scontato. E l'esempio che vi faccio, so che Andrea sta tremando in questo momento, è questo. Allora, cos'è questo? L'immagine dell'Italia. Se voi andate all'estero, l'immagine dell'Italia è data dalla Vespa, la caffettiera. Ok? Il cinese sa questo? Sa che è una caffettiera. Sa cos'è una caffettiera. Allora pensate alla Vazza che vuol vendere caffè ai cinesi. Allora dice, vabbè, cosa faccio? Beh, prendo il caffè, un'impresa italiana fa così, non vi stiamo raccontando le cose. Prendo il caffè, lo porto, trovo un importatore, un bravo importatore che ha dei collegamenti con la grande distribuzione. Poi la grande distribuzione in Cina c'è anche quella occidentale, c'è anche Auchan, Carrefour, Walmart e via dicendo. Parto da lì, che ho già i miei contatti, e poi vado dalla grande distribuzione cinese, eccetera, gli ipermercati, i supermercati. Metto il mio caffè negli ipermercati. Vi sto raccontando una storia sul caffè perché noi abbiamo un parallelo su un'altra azienda, ma non si fanno mai questi nomi. Allora, bene, andiamo e lo scaffale è perfettamente postato con tutti i pacchetti di caffè, eccetera. Si vende il caffè? No. Perché non si vende il caffè? Allora, sapete che il mondo si divide in caffè e tè, no? Come in pane e riso. Queste sono le grandi divisioni del mondo. Allora, è un paese del tè, è d'accordo, però hanno cominciato a bere il caffè perché ci sono più o meno 6.000 Starbucks, 5.000 Starbucks in giro. Caffè. Vabbè, no, noi italiani non potete toccarci su questo aspetto, però va bene, no? È questo. Allora, per fare un caffè, cosa bisogna sapere? Per noi è la cosa più semplice del mondo, ma è la più complicata. Intanto bisogna avere la caffettiera. Quanti cinesi hanno una caffettiera in casa? Gli italiani hanno quante caffettiere in casa? N. I cinesi neanche una. E come convinco un cinese a comprare una caffettiera che non sa cosa sia e non sa cosa serve? Dura. Ma se non c'è la caffettiera, come fa a comprare il caffè? Bisogna regalargliela, ma poi bisogna insegnargli come si fa il caffè. E come si fa il caffè? È semplice, acqua e polvere di caffè. Quanta acqua? Quanta polvere di caffè? Sapete che ogni famiglia ha una ricetta, no, segreta? Mia mamma diceva, no, deve avere la montagnetta. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè ci sono 300... Allora, questa è stata inventata negli anni 20. Prima c'era la napoletana, a rovescio, eccetera. Dagli anni 20, cioè sono 100 anni che noi facciamo caffè. Ok? E ancora siamo lì a dire che quel caffè non è fatto bene. Come lo insegniamo ai cinesi? E adesso immaginatevi il mercato di questo tipo. Cioè che noi andiamo con una serie di prodotti che per noi sono assolutamente normali, una serie di servizi che per noi sono assolutamente chiari, perché abbiamo 100, 200 anni di storia su queste cose, da uno che non sa neanche da che parte cominciare. Qualcuno di voi sa far da mangiare, sa cucinare il cetriolo di mare? Vi assicuro, è una cosa schifosissima. È l'unico cibo cinese che non sono riuscito, che ho mangiato perché era una cena ufficiale, dovevo mangiarlo, ma me lo ricordo ancora. Sì, la medusa è meglio, sì. No.
Qual è il caffè che si vende in Cina? E questo è l'esempio. Qual è il caffè più venduto in Cina? Nespresso, c'è la macchinetta. Su Nespresso vi racconto un'altra cosa. No, è Nescafè. Perché è un cucchiaino nell'acqua e si mescola. Quanto? Quello che vuoi, eccetera. Ma è questo, perché è semplicissimo da fare. Allora dobbiamo metterci in testa di semplificare il più possibile quello che per noi viene normale. Ok? Mettersi in coda per i cinesi magari non è così normale come per noi. La coda cinese è sempre un po'... ecco, è un'altra comunanza. Allora, questo era solo un esempio che volevo portarvi. La cosa che per noi è più semplice può essere la più complessa immaginabile per un cinese. Quindi questo è il pensiero che dobbiamo fare, ma lui, questo cinese o questa cinese, sa esattamente cosa gli stiamo chiedendo? La Bialetti, non lo so se l'hanno comprata i cinesi o chi per esso. Comunque i cinesi non fanno il caffè. Però a quell'immagine tu, Sì. ovviamente se no non la conosce nessuno, ma il Made in Italy lo conosco. Allora, su questo del Made in Italy vi racconto una cosa. Lo copiano. Vi invito a abbandonare gli stereotipi. Allora, abbiamo fatto delle ricerche sul Made in Italy per capire a che cosa è associato il Made in Italy, quali prodotti sono i tipici del Made in Italy. E quindi abbiamo chiesto a circa 400 cinesi, attenzione, istruiti, quindi con uno studio universitario almeno, eccetera, perché se andiamo dal cinese in campagna, di città, e quindi quelli che di più potevano conoscere il Made in Italy, a cosa associavano la produzione l'Italia e la produzione italiana. E abbiamo messo dentro, sapete che il Made in Italy è fatto da 3 cose più una, l'una vale più delle altre 3, ma noi ci ricordiamo solo le altre 3. Le 3 sono food, fashion and furniture, cioè mobili, moda e cibo. Quella che nessuno dice che vale più di tutti è meccanica. Ok, però, vabbè, abbiamo messo dentro tutti. Cos'è uscito? Che l'Italia è riconosciuta come il paese della cioccolata. Noi siamo il paese, cioè se devono identificare un prodotto con l'Italia, Armani è francese, per capirci, nella loro percezione. Un prodotto per l'Italia è la cioccolata. Perché la cioccolata? Ma no, cadetemi subito su queste trappole. Adesso vi spiego perché non la Nutella. Perché Ferrero Rocher ha avuto un successo strepitoso e Ferrero è riconosciuta come l'azienda di cioccolato mondiale in Cina, è il primo mercato per la Cina, hanno aperto appena adesso 2 stabilimenti in Cina per fare Rocher. Non la Nutella. Perché non la Nutella? Datevi una risposta. Non hanno il pane. E quindi, altro esempio del mercato non educato. Come facciamo a vendergli la Nutella se quelli non hanno il pane? È come il caffè con la caffettiera, capite? Dobbiamo sempre immaginarci queste cose. Quando arrivano per la colazione la mattina gli mettiamo le fette di pane da spalmare e la marmellata. Ma questi dicono, ma che roba è? Ma la marmellata è dolce o salata? Non lo sanno, può essere una salsa. Per loro può essere una salsa. Ora, capite qual è il problema del mercato non educato? Adesso vi abbiamo fatto solo degli accenni perché poi il tempo corre. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa... No, credo che hai dato un quadro perfetto di quelli che sono appunto i problemi legati a un mercato che si sta, diciamo, spesso educando. Sì. Questa è una cosa importante, è importante capire se c'è una convergenza o se viceversa le cose si allontanano, insomma, tenere traccia di questi passaggi che tu ricordavi sembra un punto fondamentale per collocare poi, posizionare, no, questo tipo di economia e gli effetti. Certo. Andate per esempio nei ristoranti cinesi a vedere come fanno la prima colazione, perché sennò non vi viene neanche l'immagine di cosa mangiano la prima colazione. Qualcuno si è mai posto il problema, cosa mangia la prima colazione? Perché da noi è arrivata la colazione salata perché i nordici sono scesi da molti anni e ci hanno insegnato questo aspetto. Ma i cinesi non sono ancora arrivati e la loro prima colazione, vi assicuriamo, vero Andrea, che è molto diversa
da quella che mangiamo noi. Mangiano salato, non mangiano dolce. Poi parleremo del cibo più avanti. Mercati di massa o mercati di nicchia? Allora, siccome la Cina è, qui ve la faccio breve perché abbiamo molte cose, ma la Cina è enorme, ogni mercato di nicchia per noi è un mercato di massa. Alla fine succede questo, perché se come diceva stamattina Mariangela, se il 10% dei cinesi al passaporto sono 150 milioni, è una nicchietta, il 10%, 150 milioni. E via così, no? Per raccontarlo. Quindi la dimensione dei ricchi cinesi è comunque di 100 milioni di ricchi. Ricchi, quando dico ricchi non dico ricchetti, dico ricchi. Non è middle class, è gente che ha l'aereo, cioè non è middle class. Qua magari l'aeroporto di Olbia sarebbe felice, no, di questa cosa, però non è middle class. Ecco. Metti che siano 90 invece che 100 milioni, va bene, dai, ci accontentiamo. Andando avanti, magari qui Andrea tu vuoi dire qualcosa sulla percezione della qualità da parte dei cinesi. Allora, qui forse vale la pena ricordare come naturalmente prodotti di lusso ovviamente hanno una loro dinamica e quindi hanno una loro collocazione e posizionamento diverso, ma in alcuni casi, allontanandoci dai prodotti di lusso, quello che accade, e non solo, è che a un certo punto si invertono le coordinate con le quali noi guardiamo alla qualità. Diciamo noi nel senso di approccio europeo, quindi a seguire anche italiano. Per noi la qualità spesso è riferita a oggetti molto particolari, la qualità è una qualità artigianale, è una qualità da piccoli numeri, quindi segmento piccolo fondamentalmente, limitato. Dovete pensare che in molti casi invece l'approccio alla qualità in Cina premia la quantità. E quindi il fatto che molte persone comprano un certo tipo di prodotto è, anche da noi, ma lì in modo assolutamente chiaro, è un elemento di elevata. Vuol dire che c'è un fattore di qualità. Questo è a dire una cosa molto semplice, che in non pochi casi quello che noi pensiamo sulla base delle nostre consuetudini viene, per molti versi, ribaltato. Quello che noi pensiamo essere una consuetudine, quantomeno un'abitudine nei nostri paesi, pensate alla percezione di qualità, viene automaticamente ribaltata e quindi a questo punto si sposa qualità con quantità con maggiore frequenza di quanto accada in Europa. Questo non vuol dire che non ci sono segmenti per i ricchi, nicchia, molto di lusso, eccetera, però attenzione, molto spesso la percezione di qualità, pensate anche del prodotto, si basa su elementi un po' diversi dai nostri. Ricordiamo molti studi e molte osservazioni che abbiamo fatto sul fatto che il prodotto molti prodotti devono essere toccati, devono essere oggetto di una sorta di controllo diretto da parte del cliente. Un prodotto buono e di qualità deve essere in qualche modo a disposizione del cliente, quantomeno l'esempio, perché il cliente lo possa toccare. Toccare il prodotto, sono cose che forse noi non facciamo, ma sto pensando anche al cibo. In alcuni casi la modalità di esposizione del cibo è una modalità che consente non solo di vedere, ma in non pochi casi di toccare il prodotto direttamente. Vedete che c'è un'idea, no, di qualità un po' diversa e nel dubbio pensate l'opposto. Adesso questo naturalmente suona come una battuta, però credo che insomma in termini quantomeno statistici spesso così facendo ci salviamo. Quindi nel dubbio ribaltate completamente quella che è la vostra prospettiva. A volte capita assolutamente anche sul versante della qualità dei prodotti offerti. Questa cosa che Andrea diceva sulla necessità di toccare, vedere, sperimentare i prodotti è proprio tipica di un mercato non educato. Non conoscendo i prodotti hanno bisogno di capire esattamente come sono. Non mettetegli scatole chiuse davanti, barattoli chiusi, cose di questo genere, perché non saprebbero cosa c'è dentro, non si possono neanche immaginare. Ma anzi bisognerebbe raccontargli, mettere dei cartelli che spiegano esattamente. Se voi andate nei ristoranti cinesi, in Cina, ci sono sempre i cartelli, siccome hanno una miriade di cose da mangiare, veramente una cucina paragonabile forse anche di più di quella italiana come varietà, eccetera, ci sono sempre i cartelli che ti spiegano di che cosa si tratta, perché tu non lo puoi sapere. Quando è cotto non puoi sapere che cos'è.
E questa è un'abitudine che io riporterei anche se avessi degli ospiti cinesi, per spiegargli chiaramente da cosa è fatta, come è fatta, eccetera, eccetera. E questo soprattutto se volete valorizzare il prodotto che state dando. Perché che sia una ricotta di capra e non glielo dite, o di pecora, boh, ma dovete dirgli perché è importante che sia di capra. Perché riduce il colesterolo, sulla salute è una cosa pazzesca, ne abbiamo accennato questa mattina, ma comunque Mariangela ne ha parlato a lungo delle vacanze di salute. I cinesi sono soprattutto quelli ricchi, sono assolutamente attenti a questo aspetto, perché ne hanno sofferto e ne soffrono in Cina. E per fare un altro esempio, una cosa che abbiamo visto io e Andrea andando nei supermercati, perché noi andando in Cina frequentiamo i supermercati perché vogliamo vedere queste cose, e non solo, ma insomma andiamo spesso, abbiamo passato molte ore nei supermercati, e a un certo punto andiamo negli scaffali dove ci sono i prodotti occidentali, perché volevamo vedere come erano posizionati, eccetera, eccetera. A volte sono posizionati rovesci perché nessuno sa leggere correttamente. Anche noi non sapremo se il cinese è dritto o rovescio, no? Gli ideogrammi, quindi pensate anche loro hanno lo stesso problema. E vedevamo, c'era vendere ghiaccio agli eschimesi, cioè c'erano degli spaghetti Barilla. Allora, guardavamo queste confezioni di spaghetti Barilla che costavano comunque 3 volte i loro noodles, no? I loro spaghetti e così via. E vabbè, ci può anche stare, è un prodotto esotico, è un prodotto diverso e così via. Però tutti i pacchetti erano rotti. E allora la prima cosa che ci è venuta in mente è che questi hanno dei problemi logistici. C'è la catena logistica che non funziona. Gli arrivano tutte le robe rotte, figuratevi, costa il triplo dell'altro, quel pacchetto rotto, ma chi lo compra? E poi sono lì sullo scaffale, possibile che nessuno di Barilla vada a fare un controllo degli scaffali dei supermercati, come si fa normalmente, e vede come sono ridotte le cose. E difatti, io poi, in una telefonata al responsabile cinese di Barilla, dico, ma abbiamo visto, no, ma non ce l'ho, la catena è perfetta, non abbiamo mai avuto lamentele. E finalmente abbiamo scoperto che il problema era che erano scatole chiuse e la gente voleva vedere cosa c'era dentro. E difatti le confezioni trasparenti non erano toccate. La scatola blu, sapete, di Barilla della pasta, la gente ha aperto per vedere cosa c'era dentro. Cosa che da noi non succede. Perché non succede? Perché siamo un mercato educato, cioè sappiamo già cosa c'è dentro, perché abbiamo esperienze di decine di anni di quel tipo di prodotto. Capite? E questo è un aspetto che si nota in tutte le piccole cose. Quindi non diamo mai per scontata la conoscenza del prodotto. Questa è marmellata. Ma cos'è la marmellata? I cinesi non usano la marmellata. Bisogna raccontargli che è una spremuta di frutta con dello zucchero, eccetera, eccetera, e che serve... E soprattutto, vabbè, ne parleremo col cibo, non anticipo ancora di più, andiamo avanti. Come ci vedono i cinesi, ve l'abbiamo già detto in parte. Siamo il paese della cioccolata, forse anche sulle scarpe qualcosa siamo vicini, qualche elemento di moda c'ha un'idea, anche se i francesi sono dominanti. Perché sono dominanti? Sono dominanti perché sono più bravi nel marketing di noi. Sono più bravi nel marketing dei prodotti di lusso, assolutamente. Un po' anche perché hanno comprato molti nostri marchi del lusso e quindi vengono percepiti. Sapete, è difficile per un cinese avere chiara distinzione tra cos'è la Francia, la Spagna e l'Italia. Per noi è chiarissimo, millenni di storia. Ma come noi non sappiamo bene dov'è l'Hubei rispetto alle Hebei, sono 2 regioni di 70-80 milioni di abitanti. Quindi non possiamo meravigliarci che non sappiano bene questa differenza. Piano piano il mercato si sta educando, se verranno dei cinesi cominceranno a vedere le cose, piano piano questa cosa si fa. Ma chi sono stati i più bravi a presentare le loro nazioni alla Cina finora? Ditemi 2 nomi. Ecco, tedeschi e francesi. E perché? Perché vanno tutti assieme. Non il solito italiano che parte con la valigia e conquista la Cina. Va tutta, c'è il capo, va il sottocapo, il terzo capo e vanno in delegazione. Poi si divideranno il mercato, faranno la concorrenza, eccetera. Ma si presentano tutti assieme. E la Cina è grande. E se si presenta un operatore di Olbia
Chi è? Cosa vuole? Ma non lo sento neanche. Il sindaco della città di Suzhou è una città da 12 milioni di abitanti. Ora, il sindaco di Suzhou, il sindaco di Olbia non deve dirgli quanti abitanti ha Olbia, no? Però è già sindaco, forse lo riceve, se ha tempo. Capitemi, perché se no non ci facciamo neanche l'idea delle cose come stanno. Essere ricevuti dal sindaco di una città cinese è una cosa estremamente... Ricordate che il sindaco è lì perché il partito l'ha voluto lì. E se è lì perché deve fare carriera. Perché è un passaggio, se ha fatto bene nella comunità, un po' come succede anche in Italia per alcuni versi, no? Però lì con dimensioni diverse. Il sindaco di Shanghai è uno che parla la mattina con Xi Jinping, un po' come il sindaco di Roma o di Milano, voglio dire, no? Mutatis mutandis, no? Però è così. Ora vi immaginate l'operazione, o si va tutti in delegazione e si fa forza, già la Sardegna è poco, è l'Italia che dovrebbe andare e dopo incomincerà a raccontare delle cose. Ma la Sardegna, 1,5 milioni di abitanti, capite? Io sono andato con una delegazione della Regione Veneto molti anni fa. Allora, c'era il presidente della Confindustria, l'assessore regionale, il presidente della Union Camera, eccetera, eccetera. Sbarchiamo a Shanghai e il presidente dell'Union Camera dice, in dialetto veneto naturalmente, capio tutto. Come ha fatto a capire tutto? Siamo sbarcati a Shanghai, ha capito la Cina in 12 millisecondi. Va bene. Poi comincia nelle cose ufficiali a dire, beh, sa, noi nel Veneto abbiamo 6.000 imprese. Dico, zitto, quanti ne avranno a Shanghai? No, perché, capite, non bisogna mai fare i numeri da questo punto di vista, perché i nostri numeri non esistono. Noi dobbiamo puntare su altre cose, su alcune particolarità, alcuni elementi chiave, le cose che abbiamo noi, che fanno bene, che sono belle, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere i numeri. Questa è una cosa fondamentale. La Cina non si gestisce in remoto. Bisogna essere in Cina. Quindi se voi, operatori turistici sardi, o dell'Ogliastra, o di dove volete essere, volete andare in Cina, dovete aprire un ufficio in Cina. Perché se no, ragazzi, i cinesi non vi badano. Cioè non è che dite telefono dalla Sardegna, no, perché non vieni in Sardegna? Ma vi immaginate? Cioè, ci deve essere un ufficio turistico, adesso faccio un esempio banale, voglio dire, adesso non so cosa ci debba essere, ma ci deve essere una struttura che promuova il turismo in Sardegna lì, dove il cinese capisce che esiste la Sardegna, perché sennò è a 12.000 chilometri. Cos'è sta roba? Dove sto andando? Cosa ci sarà? Deve avere la responsabilità qualcuno di spiegarglielo e di rappresentare questa cosa e di dire esiste e ti assicuro che quello che ti prometto sarà mantenuto, perché io mostro la mia faccia, come vi dicevo prima. Se sono in internet, ma cosa troverò dall'altra parte? Che peraltro è un mondo... Voi andreste in Cina con una cosa così in internet senza esserci mai stati? Non a Shanghai o Pechino, ma a Shijiazhuan, che voi non saprete, e vi auguro di non sapere mai dov'è. Io e Andrea ci siamo stati un paio di volte. Non a Shijiazhuan, perché dice venite a Shijiazhuan. E cosa c'è a Shijiazhuan? O c'è qualcuno qui che mi racconta, e lo vedo, e poi quando torno gli racconto io, oppure non parto. Quindi, altra cosa fondamentale, se volete muovere quel mercato, va fatto un investimento su quel mercato. Nulla si muove. Non si può conquistare un mercato da 1,5 miliardi di persone con 2.000 euro. Non esiste al mondo. Fatevi questa mente locale. Ci deve essere un impegno. E con questo, insistendo, non dico che deve essere un impegno a grandi spese, eccetera, però una struttura lì ci deve essere e dopo qualche tempo questa struttura comincerà a portare cose. E poi, se tutto va bene, si allarga in maniera virale.
ma prima ci vuole l'investimento. E non è un investimento a brevissimo, anche perché dovete spiegargli la Sardegna. È difficile spiegarla agli italiani, figuratevi spiegarla a un cinese. Perché se uno non è mai stato in Sardegna, in Italia, non sa cos'è la Sardegna. Ha un'idea stereotipata della Sardegna, come ce l'abbiamo tutti di tutto il mondo in realtà. Figuratevi uno che sta dall'altra parte del mondo. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto? No, sì, ma bisogna, come dice il Lucido, no? Non si governa, Lucido la slide, non si governa in remoto, vuol dire anche che bisogna acquisire i codici per spiegare la nostra realtà attraverso una lingua, una percezione, un modello che ha alcune differenze. E quindi raccontare la Sardegna con gli occhi di chi c'è nato, chi conosce molto bene, non è sufficiente. Bisogna, io credo, tradurre questo in messaggi comprensibili. E per tradurre dobbiamo conoscere non solo la lingua, ma dobbiamo conoscere come, in questo caso i cinesi, ci guardano e che cosa vedono in realtà. E che quello che vedono, vi assicuro, per molti versi non è così semplice da capire. Devo anche aggiungere però un elemento che in qualche modo forse ci facilita. Almeno la nostra esperienza ci ha insegnato che quando abbiamo avuto dei dubbi, quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno che fosse mediatore, no, rispetto in questo caso a quello che vedevamo noi, eccetera, c'è sempre stato. Come dire, a differenza di altri paesi o di altre culture, quelli più propri, c'è una disponibilità a spiegare che cosa loro vedono, a dire che cosa, no? Cioè, come dire, si riesce almeno nel tempo, forse non subito nel breve, a costruire anche uno spazio per raccogliere opinioni, per raccogliere sensazioni diverse. In questa traduzione, per quanto complessa possa apparire, tutto sommato, se correttamente gestita, si fa, non è un ostacolo insormontabile. Fondamentale però è dire che non si governa in remoto. Adesso, al di là della soluzione organizzativa, la presenza, eccetera, modalità con le quali fisicamente essere lì. I nostri esempi, quello che abbiamo visto, è che non si può pensare di governare nel senso di fare business quel mercato stando lontano e delegando terzi a fare qualcosa per noi. Credo che sia un segnale molto spesso a nostro favore lo sforzo di cercare di capire, avvicinarsi, essere presenti con una certa frequenza, essere disponibili, sono tutte cose che spesso abbiamo trovato come elemento, fattori importanti, anche con altre culture, qui diventa assolutamente chiaro. Quindi non puoi chiedere a qualcuno in questa logica di fare uno sforzo per conoscere la tua cultura, per conoscere le tue abitudini, se tu in qualche modo non hai dimostrato altrettanta curiosità. Banalizzo, ma se spingiamo i turisti cinesi a scoprire la straordinaria cucina sarda, a questo punto dobbiamo anche aggiungere che in qualche modo in parte conosciamo, in parte, tanto tale, conosciamo in parte la cucina cinese. Allora, come dire, c'è una sorta di meccanismo di reciprocità anche sulla conoscenza reciproca. E quindi capite perché si dice non si può governare in remoto. Per spiegare una cosa nuova devi dimostrare però di essere stato capace di mettersi in contatto, di dimostrare curiosità. Come dire, non si può chiedere al turista di essere curioso, di scoprire, se noi stessi non riusciamo a dimostrare altrettanto. Questo aspetto di reciprocità adesso non è una regola generale, ma certamente è un dato che spiega anche perché il remoto in questo caso non funziona. Ultimo aspetto, non dimenticate che è una grande potenza economica, una potenza economica che in passato ha avuto un ruolo straordinario, che ha recuperato negli 25 anni una posizione centrale nell'economia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso c'è un senso di orgoglio, c'è una fierezza in questo, c'è un forte senso di identità, di appartenenza, e tutte queste cose vanno in qualche misura tenute conto, o quantomeno bisogna rispettare questo loro modo di porsi, eccetera, ed è importante.
Sì. valutare e anche qui avere un po' di prudenza, di sensibilità, di capacità di cogliere queste che appaiono delle sfumature, però capite che è un popolo fiero dei risultati raggiunti, fiero della propria storia. E questa fierezza poi si traduce naturalmente in un senso di appartenenza e come dire, il fatto che sono orgogliosi in qualche modo di essere oggi una delle, diciamo, delle due potenze economiche, insomma, questo è assolutamente evidente. Questo vogliono che gli interlocutori in qualche modo lo riconoscano. Sì, solo per chiudere questo argomento, con molte imprese con cui abbiamo collaborato per capire cosa poteva andare o non andare sul mercato cinese, c'è stata una svolta enorme nei risultati dell'impresa nel momento in cui l'impresa ha deciso di investire nella gestione diretta del mercato cinese e non attraverso figure intermedie, cioè costruendo delle strutture proprie lì, anche minime, di 2 persone, quello che è, ma volete immaginare, e lì ha cominciato tutto a funzionare, ma immaginate che ci sia un'agenzia turistica cinese che spieghi la Sardegna. Ma ve lo immaginate? Chi meglio di qualcuno di voi può spiegare a un ospite cinese cos'è la Sardegna? Ovviamente con quello che diceva Andrea, conoscendo quella cultura ovviamente, e non partendo dalla cultura nostra e basta. Ma sicuramente non lo saprà fare un agente cinese, il quale dirà c'è la Sardegna, c'è Bali, e dirà tutte queste cose, perché per lui uguali sono. Quindi questa è un'operazione assolutamente chiave. La Cina è complessa, forse bisogna essere accorti, no? La Cina è estremamente complessa, non pensiamo di semplificarla. Queste sono le foto per le strade, diciamo, sì, funziona però, Cioè la corrente c'è. Quindi, come? Era è verso la Grande Muraglia, da Pechino verso la Grande Muraglia. È grande. E allora, la Cina è molto complessa, quindi non cerchiamo di semplificare quello che non è semplice, cerchiamo di capire. È in fondo quello che vi stiamo dicendo dall'inizio. Il grande sforzo è quello di capire la Cina e di imparare qualcosa sulla Cina. Io, quando parlo con gli imprenditori o con i manager, dico sempre, fate almeno 3 cose. Andate in Cina, perché se non si va in Cina... Prima di andare in Cina o sull'aereo, leggetevi un libro, anche piccolo, della storia cinese. Perché se non sapete niente della storia cinese, come fate a capire la Cina? Anche di 200 pagine, tanto il viaggio è lungo, ve lo leggete. Ma quando arrivate in Cina fate 3 cose. Andate nei ristoranti cinesi veri, non quelli degli alberghi e 5 stelle, ma dove mangia la gente, per capire cosa mangia, dove mangia e come mangia. Andate nei musei per capire il senso della bellezza cinese, che non è uguale al nostro. Quello che è bello per un cinese non è esattamente quello che pensiamo noi. E questo è importantissimo se vogliamo dargli l'idea del nostro bello. Perché se non capiamo cos'è bello per lui, come facciamo a pensare che sia il bello che piace a noi debba piacere anche a lui? E se andate nei musei cinesi, capite cos'è l'arte per un cinese e cos'è la bellezza per un cinese. Adesso non è il momento qua di raccontarlo, però è importante. Terzo, andate nei supermercati. E state lì delle ore a guardare cosa comprano, come comprano. Quanta roba viva c'è nei supermercati. Perché il cinese compra animali vivi. Anche nei ristoranti, certo. Ma anche nei supermercati. Nei ristoranti uno se lo può aspettare, c'è il pesce, c'è di tutto. Però nei supermercati c'è la roba viva, che te la macellano lì e te la danno fresca. Allora, è quello che raccontava anche Andrea prima, toccare, vedere, eccetera. Perché? Perché il cinese per anni non ha avuto l'assicurazione di qualità. Dobbiamo pensare anche a questa storia. Per noi ci sono tutte leggi che proteggono la qualità e il consumatore. Loro per anni non hanno avuto nessuna assicurazione di qualità e nessuno standard di prodotto.
Per cui se compravano una bicicletta che veniva fuori dalla stessa fabbrica, non era uguale a quella di prima. Perché dipende come l'aveva fatta quel giorno l'operaio, che poi magari era un po' storto quel giorno. Cioè, l'idea di standard che abbiamo noi, di controllo di qualità, eccetera, non esisteva. Per cui vanno a verificare ogni singolo prodotto perché hanno questa storia dietro. Adesso cominciamo a capire perché si comportano in un certo modo. Avessimo anche noi quella storia, faremmo diversamente. Per noi è standard, per loro non lo è. Perché è vivo? Perché da dove arriva quell'animale? Da quanti giorni è che è lì? È vivo, che per noi c'è la legge, c'è tranquilli, più o meno siamo tranquilli, no? Lì no, ecco. Quindi la complessità della Cina è capire la Cina. E un piccolo sforzo è questo. Leggersi un libro della storia della Cina, anche ce ne sono di quelli grandi così, ve li sconsiglio. Prendete uno più semplice, almeno gli ultimi 150 anni, 200 anni. I musei, appena potete, i supermercati, andate a vedere come compra la gente, osservate la gente che compra, come fa, e i mercati, i supermercati, sì, i mercati, esattamente, e come vi dicevo, i ristoranti, per vedere come si comporta la gente normale di giorno, cosa mangia, come mangia, eccetera. E ragazzi, qui la Cina è assolutamente mobile, molto più mobile di noi. Questa è un'immagine in un metro di Shanghai, neanche nell'ora di punta. Ma ora vi immaginate, la Cina è mobile, n volte più mobile di noi. Stanno superando i contanti, noi ancora non ci siamo. E pensiamo di superare i contanti, forse con le carte, con i bancomat. Hanno superato i bancomat, non paga più nessuno con le carte di credito, nessuno paga con i contanti. E voi dite, come pagano? Col telefono. Smartphone. Fine. Ma lo smartphone pagano le bici, sapete, le biciclette sharing bike, no? Uno arriva, c'è la bicicletta che ha un codice, un QR code, sente, si apre il lucchetto elettronico e gli sta caricando il costo della bicicletta. Prende la bicicletta, va. Dove la porta? Sulle rastrelliere di bicicletta? Dove vuole. La lascia lì, chiude, si stacca la contabilità del suo affitto e siccome la bicicletta ha un GPS, l'azienda di biciclette sa dov'è e la notte passa con i camion a raccogliere le biciclette e portarle nei luoghi dove sa che la mattina vengono cercate. E sanno dove sono tutte le biciclette, perché ognuno ha il suo codice GPS. Stiamo parlando di 8 milioni di biciclette, non sto parlando di buona memoria, 8 milioni di biciclette a Shanghai in 2 anni, per ridurre il traffico. Allora uno esce dalla metropolitana, si prende la bicicletta, va al posto, la lascia lì, poi torna fuori, ne trova un'altra, eccetera. QR code. Io sono l'unico, ogni tanto mi vergogno, vado nei negozi cinesi, devo pagare con i contanti. Mi guardano un po', no? Questo vecchietto da dove viene? Perché hanno tutti il QR code. Io non ho un conto cinese ancora e quindi non posso comprarlo con quello. Ma significa anche un'altra cosa, che nessuno va a vedere più i siti web. Li hanno superati. Bisogna avere il sito web perché bisogna averlo, no? Come si ha il catalogo, eccetera. Non sperate che qualcuno vada a visitare un sito web. Nessuno va a vedere i siti web. È roba del secolo scorso. Solo social. E in particolare WeChat. Noi abbiamo WhatsApp. Loro hanno WeChat, non usano WhatsApp. E anche questa è un'altra cosa importante. Bisogna sapere che i cinesi hanno dei riferimenti web diversi dai nostri. WeChat è la summa del social, nel senso che ha messaggistica, siti, acquisti, e-commerce, pagamento e tutto quello che potete immaginare. YouTube, filmati, tutto attraverso WeChat. Per cui, se voi non siete su WeChat, non esistete. Non esistete.
non ci sono neanche più i biglietti da visita. Adesso la prima cosa che ti chiedono quando vai a un business meeting è dammi il tuo telefono, passo con il lettore QR e così ti metto dentro su WeChat, c'è la mia lista, eccetera. Cioè sono in una generazione più avanti del digitale rispetto a noi. Noi siamo ancora legati alla... Perché? Perché semplicemente sono nati dopo, sono nati che il digitale esisteva già. Mentre noi dobbiamo trascinarci tutta la nostra storia dei 50 anni precedenti. E quindi facciamo più fatica a togliere la nostra abitudine, ovviamente. Per loro è assolutamente quella, punto. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa anche sul digitale e sul mobile, il mobile in particolare, no? Il digitale non è il computer, ma il mobile. Perché David colpisce molto e credo colpisca molto chi si reca in Cina e nel giro di poche settimane, di pochi mesi si accorge quanto questi fenomeni siano rapidi. Quindi non stiamo parlando naturalmente di 78 biciclette elettriche, ma come ricordavi tu, di milioni di biciclette. Ma di più, stiamo parlando di fenomeni che viaggiano sul digitale, che in qualche modo portano gli utenti a usare una piattaforma per fare tutto il possibile. Anche questo è importante. Noi abbiamo, non è che evitiamo questo, però abbiamo una sorta di ritrosia, cioè l'idea di usare soprattutto in questo periodo, un solo fornitore, eccetera, eccetera. In realtà invece con la piattaforma di chat, eccetera, loro fanno praticamente tutto. Comprano, navigano, fanno messaggeria molto di più e senza domandarsi. Quindi rapidità, velocità, eccetera. Questo pervade. La fotografia che vedete, come si ricordava, è il metro. Se qualcuno morto 40 anni fa tornasse in vita su questo metro sarebbe stupito. Sarebbe stupito perché non capisce cosa diavolo stanno facendo con quell'oggetto davanti agli occhi e credo che non sarebbe di meno stupito del fatto che uno di loro porta la bandiera americana intorno al collo. E anche questo, vedete nella foto, colpisce abbastanza. 50 anni fa la cosa sarebbe stata abbastanza sorprendente. E per dire una cosa molto semplice, che questo fenomeno certamente riguarda i giovani, ovviamente, che sono grandi innovatori, eccetera. Però mi sembra di poter percepire, ora poi ci sono dei dati su questo, che la penetrazione supera in qualche modo vincoli generazionali e soprattutto è straordinariamente veloce. A dire una cosa molto semplice, che l'accoglienza per un turismo di provenienza cinese non può essere disgiunto dal fornire una serie di servizi digitali per il turista. Forse non basta la connessione gratuita o non gratuita wifi in albergo, forse non è esattamente quello che loro chiedono molto di più, chiedono delle app dedicate, quindi pur con tutti i limiti e il governo di questo sistema centrale, attenzione, quindi alcune app come sapete funzionano, meccanismo di controllo, anche questo abbastanza stringente, la diffusione è rapidissima e chi offre un servizio anche nella vecchia cara Europa deve essere in qualche modo, come dire, sufficientemente moderno per fornire tutta una serie di servizi digitali ai quali loro sono assolutamente abituati. Di più, come si può dire, addicted, cioè non si può pensare è un livello raggiunto, non si può pensare di fornire un livello più basso. Questo credo che poi torneremo anche proprio rapidamente quando parleremo, anche se pochi sono i minuti, sulla parte di accoglienza, la struttura alberghiera, almeno quantomeno la struttura alberghiera che noi abbiamo visitato, Tiziano correggimi, sì. Forse la parte un po' più alta, certamente la parte più alta, ma a standard secondo me in alcuni casi superiori a quelli che vengono forniti in molti degli alberghi hotel europei. Quindi anche questo, attenzione, dobbiamo guardarlo con grande attenzione. Sì. Poi magari ci torniamo dopo. Quando, sì. Su questo credo che il tema successivo è come comunicare ai cinesi. Sì, esatto. Ok, vi dico solo per chiudere le cose che diceva Andrea sul di più del wifi in hotel, che 10 anni fa, le prime volte che andavo in Cina, io trovavo in ogni locale
il wifi gratuito 10 anni fa, in ogni piccolo bar, in ogni piccola cosa, non solo da Starbucks, voglio dire, eccetera. Era normale, difatti una delle prime cose che ho imparato, io so 20 parole cinesi, però una la so, password, si dice mima, perché è fondamentale, tu entri dentro un locale, la prima cosa che ti dice è mima e ti dicono la password e tu ti colleghi alla cosa. Cioè la presenza del wifi è ovunque e questo è un investimento che non è solo del singolo hotel, voglio dire, ma che è di una comunità, perché loro sono attaccati al cellulare. Da noi ci sono tutte le complicazioni che vogliamo, però loro quello vogliono. Ah, 10 anni fa. Lei ha ragione, salvo che io vi dico che loro sono già abituati da 10 anni ad averlo. Era solo questo. Sì, sì. Che sì, Allora, comunicare ai cinesi. E stiamo arrivando a questo punto, fra un po' entriamo nella parte un po' più vicina al turismo che abbiamo lasciato per l'ultima parte. Prima dovevamo raccontarvi un po' tutto questo per inquadrare poi quest'altra, l'ultima parte. Allora, questo signore qui è un blogger estremamente famoso, si chiama Mr. Bag, perché il suo blog è di borse. Nessuno sa come si chiama realmente, però è chiamato Mr. Bag. Non avete idea di che volume d'affari gira questo signore qui? In borsa. In questo momento, vedete, è con una borsa Tod's a Firenze. La promozione di Firenze passa attraverso una borsa Tod's. E guardate che questo è solo l'inizio di quello che vi stiamo per raccontare. E cosa significa? Che se vogliamo comunicare la Sardegna quanto è bella, dobbiamo trovare un blogger, una celebrity, e forse 2, 3, 5, se fosse possibile, che parlino della Sardegna come bella, perché è l'unico modo per renderla visibile. Non esistono siti, non esiste altra cosa, ma quando un blogger, perché loro sono collegati continuamente online e sui blogger, gli influencer, cioè coloro che influenzano le visioni web e i siti, sono fondamentali. Quindi avere un attore famoso, di cui non conosciamo il nome, ma che dovremmo conoscerlo, o un blogger famoso che è venuto in Sardegna, gli abbiamo fatto barba e capelli ed è entusiasta, è l'investimento migliore che possiamo fare, invece di sprecare soldi in pubblicità o cose di questo genere, che non guarda nessuno. Prendiamo Mr. Bag, purché abbiamo qualche bella bag, perché Todd ci gira lì, ok, dobbiamo trovare qualcosa di interessante per loro e li chiamiamo. Quindi comunicare ai cinesi è comunicare social. E attraverso celebrities. Perché? Perché di chi possono fidarsi. E poi i cinesi sono una società collettivista che imita il leader. È una società gerarchica. E quindi il blogger che è un leader, la celebrity che è un leader, il politico che è un leader, sono punti di riferimento per tutta la popolazione, per semplificare la difficoltà che possono avere essendo un mercato non educato. E quindi per riuscire a discernere, hanno di fronte il mondo, dove vado in vacanza? Vado a Cuba, in Sardegna, a Bali, dove vado? Per me è uguale, perché non riesco a vedere le differenze. Capite? E quindi devo avere degli ambasciatori, in qualche modo, che mi aiutino a discriminare. E se vuoi aggiungere qualcosa sui blogger? Questo però, dicevi tu, è un'area di comunicazione fondamentale, molto più forte di quello che si possa pensare. Sì. Ricordo le tue parole, no? Anche in altre occasioni, sulle celebrity, su quanto vengono i nostri amici, interlocutori, eccetera, cinesi, riportino questo importante ancoraggio in qualche modo a persone famose, blogger e influencer, persone che in qualche modo incidono. Anche su prodotti che tutto sommato nella nostra tradizione non ci interessa andare a vedere se sono discussi, eccetera. Questo in positivo e anche in effetto negativo. Ricordo esempi di prodotti
che hanno in qualche modo pagato una percezione di bassa qualità, e questo meccanismo era passato attraverso messaggi sui social in che presentavano in cattiva luce il prodotto. Quindi qui ci vuole veramente un doppio investimento su qualcuno che possa comunicare ai cinesi e possa in qualche modo essere una sorta di rappresentante deve essere riconosciuto direttamente da loro, e la seconda una politica, una strategia dal punto di vista dei media molto attenta a evitare che possano accadere, come peraltro in passato sono accadute, delle operazioni su messaggi negativi il prodotto, per cui il passaparola è fondamentale. In qualche misura paradossale, perché con i numeri che abbiamo detto prima, com'è possibile un passaparola? Ci saremmo aspettati qualche meccanismo più economico. No, non è così. Il passaparola è ancora uno degli elementi fondamentali della comunicazione che vanno in qualche modo gestiti, o quantomeno bisogna prepararsi a evitare i rischi che questo può avere in termini di ricadute, in termini di reputazione, immagine e quant'altro. Quindi queste sono aree sulle quali qualche investimento fare, è necessario fare qualche investimento. Insomma. Allora, proviamo a parlare di turisti cinesi? Cosa vogliono i turisti cinesi? È qui. Vabbè, preparatevi, state seduti, calmi, perché non sono tutte buone notizie. Allora, però poi vediamo, insomma. Allora, primo, la Cina parla cinese. Forse non ci avete pensato del tutto, ma significa sapere il cinese. Quanti dei vostri collaboratori, colleghi, eccetera, sanno la lingua cinese in maniera fluente? Vedo molte mani alzate. Perfetto. E già qui partiamo un po' malino, perché il cinese non parla inglese, parla cinese. La percentuale di cinesi che parla inglese è inferiore alla percentuale di cinesi col passaporto. Molto inferiore. Anche il giapponese ha le sue belle difficoltà nel parlare inglese, ma il cinese non parla inglese. Se parla inglese non lo capite. Perché, al di là di pochi, vi assicuro, insomma, abbiamo un'esperienza di molti anni, insomma, ci sono alcuni cinesi che parlano bene l'inglese perché sono stati all'estero per molto tempo e hanno acquisito la lingua. Altri che sei lì che dici chissà cosa avrà detto in questo momento, però non posso fargli capire che non ho capito perché sarebbe un po' offensivo, perché lui si è sforzato a parlare. E c'è tutto un gioco, capite, di rispetto, attenzione, understatement che deve essere stabilito. Non è che è facile la relazione da questo punto di vista. Però lì c'è scritto, vi ho aiutato perché là sotto c'è la pronuncia, Wan in lai dao sa din dao. Cosa vuol dire? Benvenuti in Sardegna. Sa din dao. Sa ding dao, le ultime tre parole. Questi tre, 1, 2 e 3. Questa è la cosa per Sardegna. Cercate di imparare la memoria perché può essere utile. E incominciamo a capire la difficoltà, no? Quanti di voi, quando arriva un cinese, dite Wa din lai dao, sa din dao? Qui in aeroporto, per esempio. E quindi questo è il primo problema. Volevo farvelo sentire fisicamente il problema, perché sennò si dice sì, bisogna sapere il cinese. No, ma è questo che dovete conoscere. E in questa scritta c'è scritto benvenuti in Sardegna. E questa è la Sardegna. Ok? Le ultime tre. Le ultime tre. Vanno per sillabe, Ci siamo capiti? Allora, è inutile che pensiamo di fare accoglienza ai turisti cinesi se non sappiamo il cinese. E quindi il primo problema nei fattori di educazione, di formazione del personale è il cinese. Prendete delle persone che sappiano il cinese, che possono essere cinesi di seconda generazione e che quindi sanno l'italiano e sanno il cinese, o ragazzi che hanno studiato il cinese e che sanno un buon cinese.
Quando arriva un cinese, si sente parlare cinese, gli si apre il cuore. Assolutamente. Molto più che un italiano quando va in Germania, piuttosto che in cosa, che anche lì, per carità, fa piacere. Ma il cinese vuol dire essere accolto, sentirsi a casa, perché ha molta più paura di una cosa sconosciuta come siamo noi. Immaginatevi di andare in Cina e trovare uno che parla italiano. In un ufficio, in un albergo. A volte siamo lì che cerchiamo di capire in che inglese sta parlando. No. Quindi, prima cosa, il cinese. Se non c'è nessuno che parla cinese, lasciamo perdere. Hai altre cose da dire tu, Andrea, su questa cosa della lingua? Un piccolo riferimento. Come ricordavi, immaginare che l'accoglienza sia fatta, almeno in parte, nella loro lingua, Sì. dove forse basta anche poco, però qualcosa bisogna fare, ricordavi, è enormemente apprezzato, enormemente apprezzato. In particolare, devo dire la verità, anche quando si cerca di parlare un po' cinese e magari le conoscenze sono limitate, in generale ti vengono incontro, quindi non necessariamente ti correggono, non hanno certamente un atteggiamento stiff come in altri paesi. Io sono molto ista, Sì. però certamente... Anzi, ti dicono subito che sai parlare molto bene, vero? Prego? Ti dicono subito che sai parlare molto bene. Non ho capito, scusami. Ah, niente, vabbè. Dicono che sai parlare molto bene quando tenti di parlare un po' in cinese. Questo è completamente falso, naturalmente. Assolutamente falso. Però voglio dire, certamente ho capito la battuta adesso. Sì. Ti faccio complimenti che anche se parli male cinese, Sì. ti aiutano, insomma, come dire. Attenzione però, non guardate solo la superficie. No. E la lingua è qualcosa di più, ovviamente, che semplicemente modalità di espressione, è un insieme di codici. Mostrare una conoscenza della lingua significa, dicevo prima, essere curiosi, essere aperti e aver fatto un passo incontro a chi vogliamo accogliere. E questa è una cosa che loro percepiscono molto chiaramente. Per questo non vuol dire che tutto il servizio deve essere fatto in cinese, però credo che ci voglia anche poco in realtà immaginare che alcune informazioni, alcuni segnali per esempio siano fatti in cinese. Questo piace moltissimo, non so se è chiaro, ma di più mostra questa apertura rispetto a una cultura diversa e in qualche modo, dicevo prima, esprime reciprocità. Io sono venuto a trovarti in Sardegna e tu hai fatto un passo per cercare di accogliermi con la mia lingua. Sono piccole cose, ma credo che siano molto apprezzate. Parlare in inglese, giusto per tornare al problema della lingua, ovviamente risolve molto. Attenzione che però, si diceva prima, spesso l'inglese non è parlato molto bene, se non per quelli che hanno studiato all'estero, naturalmente, come capita peraltro in tutti i paesi. Parlare in inglese vuol dire a volte metterli anche in grande difficoltà e dimostrare a loro che il loro inglese non è particolarmente buono. Come capita spesso, questo non piace. E direi di più, non piace a nessuno, quindi è una sorta di ulteriore esame che in alcuni casi le metterebbe in grande difficoltà. Quindi, se vogliamo farli felici, se vogliamo in qualche modo accoglierli in modo più efficace e riconoscere lingua anche in piccole cose, insomma, è naturalmente un vecchio espediente che anche in questo caso, secondo me, funziona molto bene. A volte si scherza e si dice che naturalmente è una forzatura, ma che guardano, no? Popoli forti guardano gli altri come dei barbari. Diciamo la verità, un barbaro che parla cinese è agli occhi di un cinese meno barbaro. Naturalmente questa è una battuta, me l'avrete, immagino, consentita. Quindi questa conoscenza viene estremamente valorizzata, insomma. Sì, appunto, non scordiamoci che noi siamo i barbari per i cinesi, cioè quelli che hanno meno cultura, che noi invece pensiamo di avere più cultura di tutti gli altri. Però visti dai cinesi non è così. E già questo ci mette un po' in un quadro di relazioni diverso, più paritetico, attenzione, non pensiamo di essere i primi della classe, eccetera. Secondo aspetto, il cinese non separa il turismo dallo shopping. Una delle cose fondamentali è lo shopping. Va all'estero per comprare.
Va all'estero per comprare per alcuni buoni motivi. Un buon motivo è che costa di meno. Cioè almeno un 30-40% in meno sui prodotti di lusso costa in Europa rispetto alla Cina, perché non abbiamo le tasse sui prodotti di lusso che mette il governo cinese. E questo ovviamente è attraente. Secondo aspetto, compra tanto perché in Europa, vi dico solo che l'85% delle vendite dei negozi del lusso in Europa è fatto a clienti cinesi. Se i clienti cinesi non comprassero più in Europa, si chiuderebbero molti negozi. Tanto che hanno dovuto fermare gli acquisti dei cinesi, in qualche modo contingentare gli acquisti dei turisti cinesi perché non vendevano più nei negozi cinesi, in Cina. Gli stessi Louis Vuitton, Bulgari, eccetera, eccetera. Ma il cinese compra in Europa perché è sicuro che il prodotto sia fatto originale. Perché non si fida dei prodotti che arrivano in Cina. Mica è stupido il cinese. E quindi compra in Europa per questo motivo. Poi compra in Europa perché la Cina, e qui non ne abbiamo parlato abbastanza, è il paese dei regali. Regali. La cosa più importante in Cina, questo me lo sono scordata, mi chiedo scusa per averlo scordato prima, è andare con dei regali. Con dei regali. La prima volta che sono andato in Cina io, molti anni fa, parto facendo la valigia. Per fortuna andavo con una collega che insegna cinese, perché non sapendo una parola, dico andiamo insieme così mi aiuti un attimo. Bene, anche per capire i costumi, gli usi, eccetera. E lì ho incominciato a imparare quello che ancora sto imparando, per la verità. E allora gli dicevo, sì, ho fatto la valigia, dobbiamo partire dopodomani, ho messo dentro queste cosa, dici, per il caldo, il freddo, eccetera. Dice, sì, sì, e i regali? Regali? A chi? A tutti quelli che incontriamo. Ma se non li conosco neanche. Appunto per quello devi fargli un regalo. A tutti, sì, a tutti. Mi sono preso la lista e ho passato una giornata a comprare delle cose. Per fortuna, stando a Venezia, avevo tanto vetro di Murano e lì ho comprato una tonnellata di robe di vetro di Murano e sono arrivato con questa valigia pesantissima di vetro e ho portato i regali. Perché? Perché ogni volta che andavo a incontrare qualcuno mi portavano un regalo. Ma non è semplicemente un regalo, è un regalo che ti spiegano perché quel regalo. Allora, non so, uno mi ha portato un set di pennelli di scrittura e dice, attenzione, questo è il pennello col pelo di pecora, devi farlo per le lettere d'amore, questo è un pennello col pelo di lupo, per le lettere di rabbia, questo è un pennello... E mi sono raccontato tutta la storia, poi la calligrafia, la storia della calligrafia, eccetera. E io dico, questo è il vetro di Murano, e cominciavo a inventare un po' di cose, no? Perché non potevo fare brutta figura. Però, attenzione, questo è molto importante dal punto di vista culturale. Il regalo è il segno dell'importanza e dell'inizio della relazione, dell'importanza che tu hai per me e dell'inizio della relazione. Ed è un regalo che ho pensato per te, come è la logica dei regali. Dopo di noi siamo diventati così, molto consumisti, un regalo, fine. Ma una volta il regalo si spiegava, si raccontava, si diceva perché quel regalo, eccetera, eccetera. E questo è rimasto. Considerate poi che, poi è difficile ricordarsi se gliel'ho già regalato o non gliel'ho già regalato la seconda volta, perché poi era una contabilità pazzesca che ho dovuto a un certo punto finire, ho detto vabbè, andrà come andrà e fine. E basta Murano, sono passato alle grappe, poi sono passato ad altre cose, cioè, alla fine voi avete il mirto, avete un po' di roba da regalargli. Però portate sempre dei regali e poi il regalo non si apre, perché è una mancanza di fiducia. Il regalo va lasciato chiuso, quando lo ricevete ringraziate, vi incuriosite dalla spiegazione, ascoltate eccetera, ma non lo aprite. Perché io stavo per aprirlo e la cosa mi fa, no, non si apre il regalo, perché vuol dire che non ci credi. Ok? Allora, incominciamo a capire anche l'etichetta cinese. Anche lì, o si va un po' di volte e si incomincia a imparare con umiltà cosa succede, oppure queste cose non le possiamo sapere. Però è fondamentale, questa dei regali è fondamentale. Se voi, quando arriva qualche ospite cinese importante, o il capo gita, no, eccetera, gli portate un regalo, è molto importante questa cosa, che a noi non verrebbe in mente, sostanzialmente. Ma un regalo, mica che sia di 10.000 euro, voglio dire,
una bottiglia di qualcosa, un oggetto che sia tradizionale della Sardegna, in cui gli spiegate perché quell'oggetto, eccetera, che storia ha, come è fatto e perché si regala. Noi dobbiamo imparare di nuovo a raccontare le storie della nostra storia, della nostra cultura, come dicevi tu questa mattina, storytelling. Bisogna raccontarle, anche perché non lo sanno. E ne abbiamo milioni di storie noi. Poi in Italia ne abbiamo tantissime e ce le dimentichiamo di raccontarle, perché le diamo per scontate. E questo è un errore fondamentale, perché non valorizziamo quello che abbiamo. E quindi qui avete mall. Sapete che il primo posto più visitato in Francia, no, in Gran Bretagna dai cinesi sono i mall? No, tanto per capirci quello che diceva stamattina anche Joseph, no? Diceva, guardate che il turismo si muove su queste cose. Se non avete i mall, questi vanno delusi via dalla Sardegna. Quindi un investimento da fare è anche quello degli outlet o dei mall importanti, perché questi arrivano e vogliono comprare lusso. Ok? Che significa livello di servizio, ma significa tutta un'economia che sta dietro a questa cosa e che si muove dietro a questa cosa. Se gli vendiamo solo la bellezza della Sardegna, non basta. Ci vuole il mall, ci vuole il centro commerciale di lusso, loro sono abituati a dei centri commerciali di lusso, non mercatini, Poi il mercatino può essere divertente una volta, ma il centro commerciale è di lusso, oppure degli outlet che allora gli vanno fuori di testa. Ok? E Andrea, tu su questa cosa? No, io passerei subito a quella Ah successiva. sì, quella successiva. Perché se Eccoci sull'uso possiamo immaginare, Tiziano, se sull'uso possiamo immaginare Sì, un'offerta, no? sì, Di turismo, di esperienza in Sardegna anche molto elevata, di grandissima qualità, sì. pensate in termini anche culturali. Insomma. Se passiamo però alla slide successiva, quella che mostra i cinesi al sole, allora a questo punto incominciamo I a dolori. vedere alcune delle difficoltà. La foto che avete di fronte credo mostri i cinesi che portano l'ombrello, ma non piove, naturalmente, perché la bronzatura non è culturalmente qualcosa che si associa al benessere. E quindi dire sole e tra pochi secondi mare non vuol dire necessariamente benessere, eccetera. Le persone di colore, nel senso in questo caso l'essere esposta, abbronzata, insomma, non incontrano i favori e la definizione stessa di bellezza cinese, difficile anche questa da cambiare perché è molto radicata, associa alla pelle bianca un valore positivo, è più bello in qualche modo un incarnato, un colore bianco, insomma, non abbronzato, quindi pensate esattamente l'opposto, noi vediamo delle persone abbronzate, diciamo, meravigliose, sportive, eccetera, eccetera. È esattamente l'opposto, in questo caso ce la giochiamo un'altra volta, gli opposti. Se Tiziano, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu sul sole, ma io lo collegherei poi all'altro passaggio. Alla prossima, sì, che gli scioccherà un po', però la questione del sole e dell'incarnato bianco è una questione dell'idea di bellezza. Come vi dicevo prima, andate nei musei per vedere l'idea di bellezza, dell'arte, eccetera. Ma anche l'idea di bellezza fisica è diversa nei cinesi. E come diceva Andrea adesso, la bronzatura non è indice di bellezza, tutt'altro, tanto che le aziende cosmetiche occidentali hanno dovuto cambiare i loro prodotti in Cina portando creme sbiancanti. Quello che noi invece portiamo su creme abbronzanti, loro portano creme sbiancanti. È tutto legato il trucco deve essere molto più leggero, i profumi sono molto più lievi, è tutta una cosmesi completamente diversa. Perché? Perché l'idea di bellezza è diversa. Allora, da un'idea di bellezza diversa discendiamo tutta una serie di conseguenze, di offerta e di valore delle cose che diamo. Il sole non è amato, maledizione, maledizione. Allora, adesso vi faccio vedere i cinesi al bagno, al mare. Siete pronti?
Eh sì, è vero, non è finto, è vero. Sì, è vero. No, guardate, non sono mica qua per raccontarvi delle storie, no? Sì, delle storie, ma non storie tra virgolette. E vedete che si imparano molte cose, no? Allora, i cinesi al bagno sono completamente vestiti con la maschera per non abbronzarsi. Esatto. Poi, adesso, Tiziano, non tutti, ecco, però... Non tutti, no, certo, non tutti. La maggior parte. Però la maggior parte, sì. Sì. No, non tutti, poi vedremo altre cose. Però, allora, io questa immagine ve l'ho proprio fatta vedere per darvi un'idea delle cose. Il mondo non è come ce lo immaginiamo noi o come siamo noi e basta. E non c'è niente di strano in questo, perché loro ci vedono strani. Come noi li vediamo strani. Questi qua vanno al mare nudi, ma sono pazzi. Sì, ma si abbronzano in quel modo lì. Ma vi state abbronzando? Capite? Allora, questo è ancora una volta per dire, attenzione, quello che noi diamo per dato, per sicuro, non lo è. E questo è un piccolo problema per la Sardegna. Perché la Sardegna vive di mare e sole per gran parte del suo turismo. Come convinciamo i cinesi a cambiare la loro cultura dicendo no, guardate, non dovete coprirvi, non dovete... perché ve lo diciamo noi. Allora, dobbiamo raccontargli che la vitamina D è importante e la vitamina D si prende col sole, si sintetizza col sole. Questa cosa della vitamina D, che è una delle tante, entra solo nella logica che vi raccontavo un attimo prima come accenno. Il cinese è estremamente interessato agli aspetti della salute. E questa è una delle chiavi che dobbiamo sempre usare per spiegare il beneficio di una cosa che gli stiamo offrendo. Quando vi chiederà qualcosa da mangiare, non vi chiederà se è buono o non buono, perché lo dà per scontato che deve essere buono, perché sennò perché deve mangiarlo? Ma vi chiederà cosa serve, se serve per il cuore, per il sangue, per il fegato, per gli occhi, per le orecchie e via dicendo. Cioè, qual è l'utilità di questo cibo che sto prendendo? Non se è buono o non è buono, che è buono lo diamo per scontato. Mentre noi abbiamo un'idea completamente diversa del cibo, noi andiamo a vedere se è buono, se fa male, meglio. Vuol dire che è ancora più buono, no? Il che non è proprio la visione cinese. E anche questo, come capite, sul cibo significa spiegare il nostro cibo in una maniera nuova, che non è solo è buono, ma è sano ed è un'altra parte. E soprattutto fa bene. E allora io convinco i cinesi a bere vino rosso perché il vino rosso fa bene, in quantità modica. Voi sapete, è un veneto un po' difficile dire queste cose, però in quantità modica fa bene. Vino bianco. Tanto che in Cina si beve vino rosso e pochissimo vino bianco. Quindi cominciamo a ragionare anche su queste cose. Allora, l'alternativa che io ho visto, questo è un bagno in Cina, al mare, insomma, però, allora, vi racconto questa, un anno ero a Shinan. Shinan è una città che voi non conoscete perché tanto non importa conoscerla, però è sempre quei 7-8 milioni di abitanti ed è di fronte più o meno a Taiwan come altezza della Cina. Sul mare, un clima abbastanza tropicale, quindi umido, sempre sui 26-27 gradi, però abbastanza umido, e però c'è una bella spiaggia. E passo, e c'è la spiaggia deserta, e vabbè dico, è perché i cinesi non vanno al sole. Benissimo. Usciamo, la sera dopo cena torniamo indietro verso il resort dove eravamo, e c'è questa spiaggia illuminata, piena di gente così. Cosa fanno? Fanno il bagno. Perché? Perché non c'è il sole. Illuminata a giorno, con i fari, e la gente faceva il bagno. Tranquilla perché non si abbronzava. Ora,
avete messo le lampade sulle spiagge voi? Perché io mi aspetto che qualche cinese chieda di fare il bagno di notte. Che per noi è una cosa un po' romantica, no? Il bagno di notte, eccetera. Per loro no, è che non c'è il sole, si va bene. Allora, adesso noi la stiamo, ovviamente vi costruisco dei paradossi, ma guardate che non sono così tanto paradossi. Dobbiamo ragionare in questo modo. Ci stiamo preparando per i cinesi. Ragioniamo come loro vogliono passare le vacanze e come percepiscono quello che per noi va bene, se anche per loro oppure no. Non ho la soluzione, però incominciamo a pensarci. E quindi la nuotata notturna, qui vabbè, loro sono tanti. Ah, scusa. Ah, qui è tutta una storia lunga, adesso la racconto. No, sì, magari, non ce la faccio. Allora, yachting. Allora, ho avuto l'avventura di avere una studentessa che aveva la famiglia che faceva proprietario di un cantiere di yachting e abbiamo detto, facciamo una tesi, questa aveva studiato cinese, eccetera, facciamo una tesi su come i cinesi percepiscono lo yachting e vediamo cosa fanno, che è tipico invece di quest'area, no? Dice, caspita, qui potrebbe essere una cosa interessante per noi. Allora, chi è Zheng He? Zheng He è il grande ammiraglio cinese che nel 1420 più o meno partì con un'enorme flotta di 280 navi da Nanchino, lungo il fiume, con 25.000 uomini sulle navi e fece una crociera enorme andando a visitare fino, diciamo, alla Somalia e alla penisola arabica a sud, attivando attività commerciali, eccetera, eccetera. Dopo di questa fecero altre 3 o 4 crociere, sempre con 30.000 uomini, i cinesi si spostano sempre, e con 200-300 navi. Quindi, e questo è il più grande ammiraglio della storia cinese, ed è un eroe cinese. Detto questo nel 1400, quando incominciavano a muoversi, Cristoforo Colombo cominciava a muovere, questo faceva già queste grandi navigazioni. Ma al suo ritorno, alla sua morte nel 1934, l'imperatore vieta navigazioni per mare. Vieta navigazioni per mare perché avevano delle minacce da terra da ovest e da nord-ovest, cioè i mongoli e altre popolazioni, e dovevano concentrarsi sui problemi di terra e non sui problemi di mare. E questo aveva paura che i commercianti, la popolazione e l'esercito si concentrasse troppo sul mare e non difendesse la terra. Quindi proibisce le navigazioni per mare, che rimane costante. La navigazione per mare è stata proibita per secoli in Cina, per cui non c'è una cultura marina. L'unica navigazione che c'è, però c'è una navigazione ovviamente, è lacustre e fluviale. Hanno dei grandi fiumi e dei grandi laghi. Ma è tutto diverso, immaginate, andare per lago, andare per mare è tutto un altro mondo. E allora lo yachting, come si usa lo yacht in Cina? Così, questo è lo yacht. Se avessimo fatto una foto per invogliare lo yachting un occidentale, avremmo fotografato la barca in mare. Qui fotografiamo gli interni. Lo yachting è un'operazione di status symbol per fare del business, cioè si invitano i partner del business a fare le riunioni nello yacht, che non esce dalla darsena. Pochissimo esce dalla darsena, perché non gli interessa andare per mare. Gli interessa essere parte dello yacht club, perché avere lo yacht, perché questo è status simbolo importante, e avere un luogo dove invitare gli amici e soprattutto gli affari, moltissimi affari si discutono lì, per fare business. Di nuovo torna il business. Il turismo e il business per i cinesi, così come lo shopping, sono assolutamente collegati. Quindi, altra cosa importante, creare occasioni di business per i turisti top cinesi. Perché questo è un altro elemento che li fa muovere, assolutamente. E quindi l'importanza cos'era? Beh, costruire dei grandiosi interni, non importa se è navigato, se naviga bene, motori, eccetera, l'importante è che gli interni siano sfarzosi. E quindi dovevano ripensare all'idea di yacht, ragionando molto di più sugli interni che sullo scafo e sui motori.
adesso sta cominciando appena appena la navigazione a vela, che è una buona notizia, perché si apre un mondo diverso. La Cina è anche veloce, speriamo sia velocissima, però per ora siamo a questo. Lo yacht sta in darsena. Esce forse una mezz'oretta a fare un giretto e torna indietro. Il cinese non dorme nello yacht perché è scomodo. Va a dormire in albergo. Sì, questo yacht è scomodo rispetto all'albergo. Stiamo pensando sempre al cinese ricco, e quando è ricco è cinese ricco. Cioè, come i cinesi sono 150, cioè sono 1 miliardo e 500, così il ricco è 1 miliardo e 500 ricco, ok? Quindi anche questo, però la cosa positiva è che loro tengono gli yacht in Cina e non fuori dalla Cina, ma quando si spostano non gli dispiace, stiamo parlando di quelli ricchi, trovare uno yacht da affittare, cioè da avere sul luogo, che però deve avere queste caratteristiche. E questa è un'altra notizia non cattiva. Se qui gli offrite una possibilità di noleggio per il periodo di vacanza di uno yacht, il cinese ricco è contento, perché si immagina, è molto interessato al lifestyle del ricco occidentale e vuole capire come il ricco occidentale vive e vuole imitarlo in questo. E quindi questa offerta, naturalmente alla cinese, in salsa cinese ovviamente, però con questa offerta potrebbe essere interessante. Con un albergo a fianco, un bel albergo di prima categoria. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa su questo? No, semplicemente direi che poi vedendo il tipo di turismo che i cinesi tendono ad apprezzare, credo che possano emergere serie opportunità, possibilità, eccetera. Quindi c'è una sorta, come ricordavi tu, di segmento di turismo ricco, con una serie di derivazioni. Ricordo però, scusami, giusto che parlavi di mare, Sì. un piccolo riferimento culturale. Loro sono appassionati dell'acqua dolce, in generale, insomma, diciamo, e non amano l'acqua di mare. Il mare non è così spesso riportato anche nella loro letteratura, nei loro romanzi, ma in più, così nel loro sentire, spesso è il luogo da dove arrivano gli stranieri. Quindi, come ricordavi tu, il secolo della vergogna è stato segnato dalla presenza di stranieri sul territorio cinese e stranieri che sono arrivati dal mare. Quindi, e anche ci sono 1000 altri esempi. Quindi il mare non viene visto come qualcosa che lega paesi, culture diverse, ma come un luogo pieno di insidie, perché è dal mare che arrivano. Anche alcuni lavori tipici del mare non sono considerati come lavori, diciamo così, di grande livello. Mentre l'acqua dolce, per esempio, il bagno in acqua dolce, il bagno in fiume e così via, tutto questo invece ha tendenzialmente una valenza positiva. Questo non vuol dire che dobbiamo necessariamente adattarci sempre e comunque a quelle che sono le esigenze, ma almeno conoscerle per sapere poi di eventuali resistenze che possono avere nel proporre loro una vacanza costruita sulla bronzatura e la spiaggia di mare. Tutto è possibile, certo. Mi sembra non facilissimo che venga in qualche modo così accettato questo tipo di proposta. Però mi viene in mente per esempio che la piscina può essere una soluzione molto interessante. Assolutamente. Piscina, acqua O di dolce, notte. No, piscina sì, ma non c'è problema. La piscina potrebbe essere una soluzione che aiuta questo elemento, anche perché permette il bagno notturno tranquillamente e tutto quello che possiamo immaginare. Certo. Andando avanti, le crociere sono in forte crescita in Cina. Hanno inaugurato una nuova nave della costa, mi pare che adesso farà il giro verso la Cina per un mese di crociera e poi si fermerà lì perché cominciano a fare crociere sui paesi orientali. Ho parlato con il responsabile di MSC che diceva sì, qui è un mercato che sta esplodendo, però dobbiamo avere cuochi cinesi, orari cinesi, cibo cinese e tutta l'abitudine cinese, se no non funziona. E anche quando vengono in Europa con l'aereo e poi montano sulla nave e fanno la crociera, hanno tutta una, come si dice, adattamento, almeno soprattutto quando sono in numero abbastanza significativo, di cuochi cinesi, ristoranti cinesi, eccetera, eccetera. Ricordatevi che il cinese
un po' come l'italiano in vacanza, dopo un po' vuole mangiare a casa sua. E questo è un problema che bisogna saper risolvere. Non possiamo fargli mangiare sardo per una settimana. Non esiste. Uguale, no, avete il maiale, il porcetto. Sì, sì, piccolo, ho capito, ma è cotto in maniera diversa. Sì, 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 sì. L'animale di partenza, sì, anche la gallina, ce l'abbiamo. Va bene, quindi un altro aspetto sono le crociere e come luogo di arrivo delle crociere. Ma anche qui, come diceva stamattina, attenzione, quando arrivano le crociere, siamo pronti per i cinesi in crociera? Non siamo pronti. Ecco. Il golf è popolare. Qui quanti campi di golf avete? Ecco, qui sarebbe da aumentare il numero di campi di golf. Perché loro sono costretti a giocare a golf, vedete in che ambienti sostanzialmente. Adesso, che poi loro taglino l'erba a mano è una cosa, però l'ambiente in cui giocano a golf è meno bello di quello che possiamo offrire qui, molto meno bello. Ma anche lì c'è il sole, c'è un po' meno sole perché è più nuvoloso, però non importa, si vestiranno, non è un problema. Sono molto vestiti, non c'è problema, però il golf è un altro elemento come lo yachting che è di status elevato, al cinese, non dico ancora come al giapponese che va pazzo per il golf, però anche se volete attirare turisti giapponesi, il golf è importante. Cioè un investimento sul golf io lo farei in un posto come la Sardegna. Pensate cos'è la Scozia, vanno in Scozia in vacanza la gente, che veramente piove sempre, è un disastro, eccetera, per i campi da golf. E se qui riuscite a aprire questa parte, dove avete dei panorami che nessuno può avere, da questo punto di vista, potrebbe essere un investimento interessante. Arrivo. C'è, è previsto. Sì, sì. Andrea, su queste cose hai qualche nota? No, qui bisogna seguire però, ed è facile ottenere tutte le informazioni necessarie per soddisfare questi bisogni. Quando tu dicevi Sì. golf, sport, eccetera, che crescono, l'attenzione, stavo pensando anche al calcio italiano, Mamma no? mia. Altra cosa che straordinaria. Per fortuna il Master Serie A, il calcio. Non è difficile scoprire queste passioni, come dire, scoprire, e quindi su questo sicuramente si può far leva per avvicinare segmenti importanti di turisti cinesi o in generale di viaggiatori cinesi, di persone che sono interessate in qualche modo a scoprire. Pensavo lo sport, pensavo al calcio, che è uno degli elementi classici, grande diffusione, approvazione da parte anche del governo e delle istituzioni di questo per alcuni versi. Quello del golf è un ottimo esempio di uno sport che potrebbe avere, come dire, una sorta di effetto di attrazione rispetto al turismo, uno dei servizi da fornire fondamentalmente ai turisti. Credo che però il piatto forte, e di piatto forte si tratta, arrivi immediatamente dopo Tiziano. Questo è un elemento di conoscenza, forse qui proprio dire piatto forte ci siamo, perché qui è un elemento di similarità culturale. Sì, è vero. E quindi quando è in assenza di argomenti con interlocutori eccetera, il cibo, vi assicuro, è una straordinaria soluzione. Il cibo così, noi siamo particolarmente attenti al cibo, più volte l'abbiamo detto, anche la cultura, adesso in termini generali, cinese, presta grande attenzione al cibo e in questo senso siamo molto vicini, anche se gusti molto diversi, ma stessa attenzione al cibo. Ci sono 2 posti al mondo dove nei ristoranti c'è un baccano infernale, l'Italia e la Cina. Perché? Perché il cibo è conviviale, ok? E questa è una comunanza molto importante. Per il cinese il pranzo è un punto chiave della giornata e della relazione con le persone, cosa che non è per un americano, per un nordico, per un tedesco, eccetera, eccetera. Per un cinese è il massimo. Allora, un esempio classico è questo. Sempre una delle prime volte che andavo in Cina, i miei colleghi mi dicevano: ma a che ora ti hanno fissato l'appuntamento? Ma alle 11. Ah, bene, bene, bene. Perché se te lo fissano alle 9 non sei importante. Se te lo fissano alle 11 sei importante perché ti portano a pranzo.
e si mangia a mezzogiorno. E la sera si mangia verso le 6 massimo, alle 8 chiudono i ristoranti. C'è un orario un po' diverso, anche questo, attenzione, non potete far aspettare fino alle 2 il cinese che è abituato a mangiare a mezzogiorno. E la sera aprire alle 8 se lui è abituato alle 6. Quindi un po' di comprensione di come è. Dopodiché il cibo per un cinese ha alcune valenze diverse rispetto al nostro che dobbiamo imparare. La prima cosa è che il cibo è condivisione. Quindi non ho il mio piatto, ma ho un piatto comune. Cosa significa? Che io non ho il mio piatto di spaghetti o di pasta, ma ho un piatto dove prendo qualche pezzo di spaghetti, qualche pezzo di pasta e poi lo condivido con gli altri. Quindi ho molte portate di piccola dimensione. Qui con gli antipasti potete fare quello che volete, voglio dire, no? Da questo punto di vista. E non il grande piatto mio. Il grande piatto mio è anche un po' scortese. Una delle scortesie più grandi è prendersi un piatto e metterselo davanti. Questo è quasi un insulto per tutti i commensali, perché non è rispetto per gli altri. Quindi noi siamo abituati alle nostre portate, al nostro piatto, anzi quando mia moglie dice assaggio un po' da te, no, è sempre un po' no, così dice ma porca miseria, eppure è così, bisogna condividere e quindi dobbiamo abituarci a questa condivisione anche. Non a caso le loro tavole sono rotonde in genere, con la ruota centrale perché si condividono i piatti e girano sulla ruota. È rotondo ma c'è un posto per il capo, perché secondo il Feng Shui, che è il sistema diciamo di orientamento e di un po' superstizione, ma insomma è cinese, il Feng Shui prevede che il capo si debba sedere in un certo luogo della stanza. E il luogo della stanza che è di fronte alla porta e mai con alle spalle una finestra, con le spalle al muro, che è il posto più sicuro. Okay? Nella tradizione cinese, esatto, e quindi poi non si siede a capotavola, ma si siede in questo posto della tavola e l'ospite più importante non è di fronte, ma è di fianco. Quindi quando ci sediamo con i cinesi, si siede diciamo, l'ospite che ha invitato gli altri e poi al suo fianco mette l'ospite più importante invitato. E nell'altro fianco il secondo, e via così, l'ultimo si trova dall'altra parte della tavola, che è un po' il contrario di noi. Allora, ve l'accenno solo, studiamo com'è il pranzo per i cinesi, perché è un momento chiave, proprio per costruire la comunità e l'amicizia. Ai cinesi piace bere, piace fare i brindisi, quindi bevono volentieri il vino, superalcolici, in questo senso sono molto simili a noi da questo punto di vista, forse gli piace ancora di più di noi bere, però questo è positivo, nel senso che possiamo dargli una serie di prodotti che loro apprezzerebbero di sicuro, eccetera. Però, attenzione, il modo di mangiare, quando mangiano una pizza, non vogliono una pizza, ma vogliono dei pezzetti di pizza con gusti diversi, che è diverso dal nostro modo di pensare al piatto di pizza, per esempio. Anche se anche per noi può essere la divisione. Comunque è questo. Sui cinesi e il cibo, volevo farvi vedere anche un filmato che è una pubblicità di una banca internazionale, HSBC, ma che racconta, perché questa banca internazionale vuole dire state attenti alle culture diverse perché possono avere delle condizioni diverse. E lo trovo abbastanza divertente e interessante. C'è un uomo d'affari inglese e gli ospiti cinesi. Vedete che vivo il pesce. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Per noi educazione è finire il piatto. The Chinese feel you're questioning their generosity if you do. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. In over 80 countries across the globe. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge, which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe.
questa è una cosa che infatti ho detto, non figlio del piatto. HSBC, È the buona world's educazione per i local... cinesi lasciare sempre qualcosa nel piatto. E anche questo, capite, è un elemento diverso. E si incorre, dopo, per carità, anche il cinese capisce che siamo occidentali, che quindi magari facciamo delle cose che non ci chiede, eccetera, adesso sono anche più smaliziati e così via, però questo è il sistema. Non vado in altri particolari. Andrea, hai qualcosa d'altro sul cibo? No, beh, sul cibo bisognerebbe aprire Aprire una giornata, sì, sì. Comunque, consideratelo come un punto di collegamento, ricordate le similarità di prima, fondamentale. Credo che su questo potete cogliere sensibilità e soddisfare in qualche modo. Teniamolo semplicemente, Tiziano, come un appunto, come richiederebbe molto più tempo, spiegare l'impatto economico, l'impatto culturale, le preferenze. Bisogna partire un po' anche dalla loro storia straordinariamente complessa e varia della cucina cinese, poi da lì capire quali sono i punti di contatto con la nostra cucina. E quali sono i punti di contatto? È tutto un altro capitolo, forse più propriamente dovremmo dire un altro menù. Io direi che si può, no? Sì, sì, sì. E cioè riassumere quelle che sono come dire, alcuni dei punti, dei bisogni del turista cinese. Quindi credo che... Riassumendo, e siamo in conclusioni, il turista cinese cerca vacanza e business, non dimentichiamocelo mai. Questo vale sul business e vale sugli acquisti. E vale quindi anche... È difficile per un cinese pensare di non far business o qualcosa vicino al business quando va in vacanza, quando va all'estero, quando si muove. È assolutamente una cosa che è commisurata. Lo è anche per noi in parte, perché facciamo degli acquisti quando siamo in vacanza, ma per loro lo è molto, molto di più. Il cinese top rispetto al reddito, eccetera, cerca esclusività. Quindi dobbiamo fargli avere delle cose che non è facile ottenere dagli altri cinesi. Perché c'è quel problema della gerarchia che vi avevamo detto, il problema dell'autorità, eccetera, e lui vuole essere riconosciuto in questo. Non avete idea di quanto, sì, un po' ve l'ho raccontata, ma insomma, di quanto è importante il rispetto della gerarchia. E in questo, nell'accoglienza, deve essere forte. Poi si interessa dell'upper class lifestyle, cioè vuole capire, ma come vivono i ricchi occidentali? Cosa fanno i ricchi occidentali? Perché vuole essere su una specie di segmento trasversale, che non è quello del cinese che è diventato ricco, ma di quello che io sono come gli altri, ricchi occidentali. E quindi, sempre in salsa cinese, perché è legato alla sua cultura, come lo è l'italiano, come lo è l'inglese, lo spagnolo, eccetera, eccetera, però vuole capire qual è il lifestyle. E qui magari in Sardegna, su Costa Smeralda, eccetera, potete raccontargli delle cose su questo. E dargli un'idea e fargli incontrare, cioè l'altro problema è, bisogna che sia messo insieme agli altri ricchi. Cioè c'è un problema anche di comunità. Bisogna creare delle occasioni di incontro e non di isolamento solo cinesi da una parte, ma di incontro e di collaborazione tra lo stesso lifestyle o un lifestyle simile. E poi acquisti luxury. Diciamo che queste sono le cose che cerca di più quando viene a fare il turista. Poi gli raccontate anche dei nuraghi. Mi dispiace per questa mattina ma dopo, il turista cinese ancora siamo un po' indietro da questo punto di vista, perché gli dovete raccontare la storia del mondo prima, no? Per spiegargli i nuraghi. E quindi è un po' complicato. Ma dovete farlo in modo che il cinese lo capisca, e questo è il problema vero. Quindi magari filologicamente non è perfetto, però è comprensibile per un cinese. Questo è il profilo del turista cinese. Io vi invito a leggere questo Hurun Report, questo qui è del 2017, quindi piuttosto recente, ed è fatto bene, abbastanza bene, lo trovate in rete, in internet, e fa analisi sul mercato cinese in generale e anche del turismo cinese. Allora, un turista che spende più di $10.000 per una vacanza, questo è il target, diciamo.
quindi ci piace abbastanza come turista, diciamo. Cosa fa? Luoghi preferiti? Francia, Italia, Germania, Stati Uniti. Questi sono i luoghi preferiti e anche che riesce un po' a riconoscere in qualche modo. In quest'ordine più o meno. I tipi di alloggio, come vedete, Shangri-La, Hilton, Peninsula, questo è. Lui va lì. Il livello... vabbè, cercate di farveli, cioè costruite il Peninsula Sarda, no? Qualcosa del genere, però... insomma, lui è abituato a questi luoghi. Come diceva Andrea poc'anzi, il livello dell'hotellerie cinese è alto, è molto alto. E quindi non gli si può fare downsizing e dire accontentati del nostro posto. Non è così. Ci arriviamo. Però un'esperienza negativa non gli interessa. No. Va bene, viaggia in first class, in business class sostanzialmente. Sta non poco, Cioè la vacanza sono 7 giorni e mezzo in media, stiamo parlando di medie, però è una vacanza significativa. Tenete conto che lui ha sempre 2 giorni di viaggio, almeno. Quindi in genere questa 7,5 riguarda anche le destinazioni orientali. Diciamo che qui arriva 2 settimane, qualcosa del genere. Sì, sì, più o meno questo. Però quello che è interessante vedere è che viaggia in piccoli gruppi, o da solo, o più frequentemente in piccolo gruppo, e non in grande gruppo. In grande gruppo abbiamo il turista di middle class. E quindi bisogna preparare delle offerte per piccoli gruppi. Per esempio, una guida personalizzata che li segue costantemente tutta la settimana e che parla cinese, ovviamente. Lui compra Louis Vuitton, Apple, Hermès, insomma, top di gamma, come si è detto. Lei più o meno uguale, fuma il 50% delle persone. Adesso nei locali cinesi non si fuma, a differenza dei locali giapponesi dove si fuma dentro. Però i locali cinesi non si fuma all'interno, però il cinese fuma come un cinese. E sport preferiti, nuoto, golf, alpinismo, yoga, badminton. Lo yoga si avvicina un po' anche alla spa, a tutti questi elementi qua che al cinese sono molto interessanti e quindi anche questo è un investimento probabilmente che si deve ampliare sul benessere fisico e così via. Quali sono le buone notizie? Perché fino adesso vi ho dato tristezze, no? Adesso qualche buona notizia. Allora, la buona notizia è che i viaggi d'avventura sono fortemente in crescita, è il tema dei prossimi 3 anni per il turista ricco cinese. Viaggi di avventura. Quindi escursionismo, alpinismo, viaggi d'avventura in qualche modo. Quelli che loro chiamano polar tourism. Non è che vanno al polo, però significa un po' estremi, in qualche modo. Quindi esperienza. Elementi di esperienziali. Le vacanze in spiaggia sono in crescita, e questa è la buona notizia dopo le brutte che avevo dato prima. Per la prima volta sono state tema di vacanze nel 2016. Per la prima volta nel 2016 i cinesi sono andati in spiaggia, quelli ricchi, all'estero. Le isole con spiaggia sono state tema di vacanza outsider dello scorso anno, cioè quelle non previste. Le isole con spiaggia, stiamo parlando soprattutto di Bali e di isole orientali. Però la Sardegna è un'isola, spiagge ne ha. Mettiamoci anche questa possibilità dentro, cioè c'è un trend favorevole, diciamo, no? La situazione non è favorevole, ma il trend è favorevole. Crescono fortemente le agenzie di viaggi di lusso, quindi bisogna avere i contatti con le agenzie di viaggi di lusso cinesi, perché sono in forte crescita, perché il cinese ha bisogno dell'agenzia, non fai da te ovviamente, e le agenzie sono molto segmentate. E quindi bisogna andare a fare scouting, a capire quali sono le agenzie dei viaggi di lusso in Cina e avere riferimenti con loro. E poi Europa e Sud-Est asiatico sono le principali destinazioni. Questo è un po' il riassunto di quello che sono le tendenze in questo momento. Andrea, se hai delle note. Andrea? Arg. In termini complessivi, molte delle cose che abbiamo
sottolineato, credo che possano essere anche letti come stimolo a innovare, a cambiare, ad adattare. Quindi sicuramente l'obiettivo primo è quello di costruire un turismo che possa attrarre i cinesi, ma nel fare questo probabilmente l'elemento che differenzia è questa capacità di apprendimento, diretta e indiretta, che l'aggredire questo segmento richiede. Quindi molti degli elementi, non ultimi gli ostacoli ricordati, rappresentano, come dicevamo prima, delle differenze. Ecco, oltre che essere delle differenze, sono però anche fattori che in qualche modo potrebbero spingere a innovare la nostra offerta di turismo. Innovarla anche in periodi che magari non siamo abituati a costruire l'offerta. Forse abbiamo di fronte delle buone opportunità di innovare, di cambiare, trasformare, di ripensare il nostro modello di business. In questo senso forse cercare dei segmenti di mercato che appaiono lontani diventa poi una sfida alla nostra capacità di flessibilità, alla capacità di innovare, alla capacità di generare qualcosa di nuovo, frutto proprio forse di un'integrazione tra bisogni emergenti dei ricchi turisti cinesi e della nostra storia, della nostra tradizione. E quindi forse è un'espressione ancora più alta della mera innovazione, è innestare su una tradizione, su una storia, degli elementi nuovi e vedere come farli crescere. Credo che ci sia poi un altro effetto, io non so se mi sentite bene, perché a volte io sento a tratti la mia voce, ma credo che ci sia un altro elemento molto positivo, che è quello legato ai tempi della vacanza. Tiziano, credo che possiamo andare avanti. Eccolo qua. Allora, questo è l'anno del cane. Il cane è un animale molto positivo, tutti gli anni cinesi sono animali positivi, il prossimo sarà l'anno del topo e poi abbiamo via via dicendo altre cose. Io sono dell'anno della scimmia, figuratevi. Ognuno di noi, perché è ripetitivo, quindi ogni 12 anni si ritorna indietro. Però eccoli qui i periodi di vacanza dei cinesi. Era per rispondere a lei. Quindi abbiamo la vacanza più importante per la Cina, che è lo Spring Festival, cioè il Capodanno cinese. Il Capodanno cinese è in febbraio. Tutte queste date riguardano il 2018-2019 perché sono variabili, perché come la Pasqua, tutte le date delle vacanze cinesi seguono il calendario lunare, per cui più o meno il periodo è lo stesso, ma variano i giorni. Lo Spring Festival, Chunie, bisogna imparare a dirlo in cinese ovviamente, che cos'è? È la festa più importante per i cinesi, dove i cinesi tornano in famiglia oppure fanno dei grandi viaggi, perché dura anche un mese come vacanza, dalle 2 settimane al mese, dipende dalle aziende, dipende dai lavori, eccetera, eccetera. Gli studenti stanno in vacanza un mese, le università sono chiuse per un mese, le fabbriche sono chiuse per 2 settimane, di solito, un po' come il Ferragosto da noi, più o meno. C'è la più grande migrazione mondiale annuale, perché 300 milioni di cinesi si spostano in 2 giorni. Avete idea di cosa sia 300 milioni in 2 giorni? Tanto per darvi di nuovo i numeri. I treni come sono, gli aerei come sono e via dicendo. E si spostano verso il paesello, dove ritrovano la famiglia e tutto il resto. È un po' come il Natale da noi, si fanno i regali come al Natale. Chiamiamolo la grande festa della Cina. Però in febbraio. Questo da un lato è molto positivo perché è controstagionale rispetto a noi, dall'altro bisogna inventarsi cosa fare in febbraio. Ok? Questa è la festa principale. Poi abbiamo la festa degli antenati, Qiming, il 5 aprile, detta anche la festa dei morti, loro dicono degli antenati per non dire dei morti. Noi siamo più occidentali, in realtà diciamo festa dei morti. Loro dicono degli antenati e dura anche questa una settimana, 10 giorni dipende, e questa è in aprile, notizia migliore. Quelli sono i dolcetti tipici della festa degli antenati, perché per ogni festa, anche qui, fargli trovare il dolcetto della loro festa, come da noi il panettone a Natale. Se vado in Cina e trovo un buon panettone a Natale, sono contento. Se vengono qua e trovano il loro dolcetto, che tanto si può fare da una pasticceria cinese a Milano, piuttosto che eccetera, eccetera, è una cosa, è un segno di cura, di attenzione, di gradevolezza, eccetera.
Poi abbiamo il Dragon Boat Festival. Dragon Boat, sapete, sono le barche dove fanno le gare con le barche, eccetera, eccetera, che è a fine aprile, primi di maggio, che si unisce col 1° maggio, che è la festa del lavoro. 25 aprile quest'anno, come noi un po', questo si combina, no, ma è solo una questione di quest'anno, poi si muove, però è tra fine maggio e i primi di maggio, tra fine aprile e i primi di maggio. Un'altra festa molto importante è la festa di metà autunno, che si unisce spesso alla Golden Week e diventa di 2 settimane. E anche questo non è un periodo male per la Sardegna, perché siamo ancora in un periodo favorevole dal punto di vista del clima, e siamo a fine settembre, prima settimana di ottobre. Questo potrebbe essere un momento molto interessante, inventarsi il Golden Week sardo, no? Che può essere utile. Anche qui ci sono questi dolcetti tipici, sono i dolcetti della luna, questi sono non sono dei dolcetti. Il dolce non esiste in Sardegna. Vabbè, perdonate, in Cina, non esiste in Cina. Non c'è l'idea del dolce. I cinesi non mangiano cose dolci, sono troppo dolci e stomachevoli per loro. Mangiano le cose, il dolce per loro è la frutta, ok? La cosa più dolce è la frutta. Però hanno questi tipi di biscotti che non sono proprio dolci, ma un po' di riso dolce, come una cosa del genere. Oppure del ripieno un po' dolce, questa è una pastella verde, eccetera. Quindi non dovete fare dolci troppo dolci. Noi abbiamo avuto delle aziende con cui abbiamo collaborato che lavorano nel bakery, nei biscotti, eccetera, nei wafer e così via, che hanno dovuto cambiare le ricette per la Cina riducendo il dolce, perché sennò nessuno li mangiava. Il miele si può usare, basta che non sia troppo miele, però, sì, no, nel senso che non ce ne sia troppo, che diventi troppo dolce, però il miele è una cosa che i cinesi hanno, quindi lo riconoscono da questo punto di vista. E in più l'ordine del cibo non è quello che pensiamo noi, cioè non si finisce col dolce, si finisce con gli spaghetti. L'ultimo piatto sono i noodles. Sì. No, il primo no. Il primo sono delle zuppe, in genere. Allora lì è lunga. E mangiano noodles, roba fritta. Lei immagina un ristorante cinese. Un cibo che assomiglia a quello del ristorante cinese, solo che per la colazione, che noi non sappiamo ben distinguere, ma loro lo capiscono chiaramente. Che quello è per la colazione piuttosto che per il pranzo. Dei panetti molto soffici, con dei ripieni dentro, frutta sicuramente. Loro hanno frutta tutto l'anno perché hanno anche le zone tropicali, per cui mango, uva. Una delle cose più buone, lo sa bene Andrea, che noi beviamo quando andiamo in Cina, è il succo di anguria. È buonissimo. Se prendete l'anguria, mettetela nel frullatore, mettete la parte rossa nel frullatore, fate il succo e bevetelo, è dissetante, d'estate è fantastico, dissetante, dolce, buonissimo. Non so se l'avete mai provato. Avete mai provato? Allora. E quello si usa moltissimo. E poi frutta in generale, così via. Sulla colazione, rimandiamo a un altro incontro sulle colazioni, perché è molto lunga la cosa e complessa. Però, prima di lasciarvi, volevamo darvi 3 pensieri per la notte, che sarà una notte complessa. Ecco, questo è un cuscino cinese dell'epoca Ming più o meno, è in ceramica. Quali azioni chiave pensate di attivare per convincere il ricco turista cinese? Allora, pensate a tutto questo, ma io cosa faccio quando torno a casa? Cos'è che posso mettere in piedi? Io e insieme agli altri. Ho due dimensioni, no? Una dimensione collettiva e una dimensione individuale. Non possono essere disgiunte, non ce la fa uno da solo. La dimensione collettiva deve esserci e poi avete la vostra identità, la vostra idea, il vostro tocco in qualche modo nell'offerta che fate. Quali sono le competenze e persone da attivare per aggredire il mercato cinese? Quanti conosco che sanno il cinese? Comincio a farmi un giro e capire cosa succede da questo punto di vista. Per esempio, e cosa mi serve? Altro, un cuoco cinese.
magari un cuoco cinese sarebbe importante in certe situazioni. Cioè, allora, e qui dovete pensare rispetto a quello che state facendo voi, naturalmente. Cos'è che mi servirebbe per riuscire a costruire un'offerta per un gruppo di turisti cinesi frequentemente presenti? Perché se ne viene uno all'anno, vabbè, non importa, ma se voglio attivare questa cosa, cosa succede? E come adattare la mia offerta turistica? Allora devo fare questa piscina notturna. Cioè, come devo adattare la mia offerta turistica per il turista cinese? Allora, questi 3 pensierini per la notte, per più notti vi accompagneranno, immagino, però sono quelli che dovrebbero arrivare adesso, dopo che abbiamo discusso per 2 ore e mezza su quali sono gli elementi di differenza culturale o di particolarità culturale e di difficoltà di comprensione e anche di comunanza tra queste 2 culture. Andrea, se vuoi... Sì, una parola proprio, credo che siamo in chiusura, no, Sì. questo intervento. Le domande non devono essere pensieri, tantomeno degli incubi, naturalmente. Quindi quando abbiamo pensato 3 domande per la notte sembrava quasi di augurare pensieri in qualche modo anche negativi. In realtà credo che ci sia molto da fare, dovete cogliere l'opportunità. Certamente dietro queste domande c'è un'avvertenza, cioè l'acquisizione di conoscenze e competenze diventa fondamentale a questo punto. E sia le azioni, quindi da un lato, che l'adattamento dell'offerta, che deve tener conto delle caratteristiche cinesi, parte da un'acquisizione di conoscenze e competenze, una sorta di sensibilità che probabilmente molti di voi hanno, che deve essere arricchita da conoscenze specifiche. Secondo me su questa partita delle conoscenze specifiche e in particolare con riferimento al settore del turismo bisogna correre perché ci sono altri concorrenti. Non dimentichiamoci che noi pensiamo che la nostra offerta sia unica, però agli occhi dei turisti probabilmente questo non accade. Abbiamo visto cosa è successo in passato. Ricordate che in questo senso è una competizione a riuscire ad acquisire un segmento di turisti cinesi ricchi. E qui è competizione allo stato puro. Ricordate che ogni ritardo sulle vostre decisioni, ogni limite, ostacolo posto sulla vostra azione finisce per favorire altri che stanno già pensando e che stanno già in qualche modo attivando le loro politiche per acquisire quel segmento di mercato. E ancora una volta non possiamo pensare che quello che offriamo è unico, anche se ai nostri occhi lo è, ma dobbiamo fare i conti, come immaginate, come sapete probabilmente molto bene, con una concorrenza straordinariamente agguerrita di altri paesi europei, ma non solo, perché pensate che in qualche modo il turista ricco cinese, come spesso accade per il turista ricco, guarda il mondo e quindi ha una visione per definizione globale. Non ci mancano i concorrenti, credo che non ci manchino le risorse, tantomeno il desiderio, la curiosità di imparare, arricchire, innovare, trasformare. Sono condizioni fondamentali. Si riassume una parola che è il coraggio di innovare, di aprire le porte e di far entrare in qualche modo nuove idee. La Cina è anche questo. 2 cose possiamo fare: chiuderci e aspettare l'assedio, non mi sembra quella vincente, aprire le porte e cercare in qualche modo di affrontare in termini positivi come opportunità. Per quest'ultima ci vuole coraggio, ci vogliono risorse, quindi evidentemente non è così facilmente percorribile. Tiziano, a te la chiusura. Grazie. Allora, avevamo 2 ore e mezza, le abbiamo prese 3, e era per introdurvi a questo mondo. Ovviamente noi sono 10 anni che andiamo in Cina e non abbiamo ancora finito di imparare, né finiremo mai di imparare. E però ogni volta ci stimola a essere più coraggiosi, più innovativi, perché il fatto di vedere delle cose completamente diverse, un mondo che la pensa in una maniera non completamente, ma non così data come siamo abituati a pensare noi, ci aiuta moltissimo a non concentrarsi su noi stessi, a non essere autoreferenziali, eccetera, a pensare a un mondo che si sta aprendo a nuove realtà e a nuovi metodi. Non è detto poi, come c'è già successo con altre imprese, che il fatto di dover innovare per i cinesi non ci aiuti a innovare anche per altri. Cioè che le cose che possono essere interessanti per i cinesi diventino anche poi interessanti per gli altri, perché se la Cina sta diventando più occidentale, non è assolutamente nascosto che noi stiamo diventando un po' più cinesi. Guardate nei supermercati quante belle confezioni di noodle alla cinese ci sono e cominciano ad esserci.
ed è solo un piccolo segnale, perché ci sono 1000 altre cose. Il mio telefono è un Huawei e 1000 altri aspetti. Allora, noi stiamo diventando un po' più cinesi e loro stanno diventando un po' più occidentali, come succede a due culture quando si incrociano. Non è che una domina e basta l'altra e l'annichilisce, ma si compenetrano e nasce una nuova, in qualche modo, che è la commistione delle altre due. Allora, questo fatto di incontrarci con i cinesi può essere veramente lo stimolo forte per incominciare a innovare il nostro pensiero sulla nostra offerta turistica, che è molto tradizionale, che ormai pesa negli anni perché è storica, eccetera, eccetera, e magari per una ventata di innovazione. Questa ventata di innovazione può essere utile anche per i nuovi turisti non cinesi, altri turisti, le nuove generazioni e via dicendo. E con questo pensiero, signore e signori, si concludono le nostre immagini e ci vedremo domani mattina. Grazie Andrea. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.